come dire, con piacere e anche con un po' di emozione che diamo l'avvio a questi 3 giorni di Festival di Scrittura Femminile, Donna, Vita, Libertà. Speriamo che sia, come dire, interessante e che serva a promuovere quello che poi è la nostra politica, che è quella la politica delle relazioni e della politica di diffondere una cultura, che è la cultura delle donne, che però è una cultura non chiusa, ma una cultura in relazione tra le donne e con gli uomini e con il mondo che ci circonda. Allora l'idea di questo festival è nata in maniera non dico casuale, però nel mese fine anno, inizi di quest'anno qui, quando io sono stata eletta presidente, avevo un rapporto che era di tipo personale, però con la casa editrice Rubettino. E allora da questo rapporto poi mi è nata l'idea di farla diventare una relazione, diciamo, più estesa e di coinvolgere anche in questo rapporto la Biblioteca delle Donne. Questo perché per noi la politica, con quelle che sono, diciamo, le altre realtà culturali delle donne, ma anche non solo, a livello territoriale calabrese, ma anche a livello più ampio nazionale, è sempre stato un obiettivo che la biblioteca ha portato avanti. E in questo momento ci è sembrato anche importante partire da una messa in rete ancora più forte tra quelle che sono le risorse culturali regionali e locali. E allora la casa editrice è stata disponibile, abbiamo individuato delle scrittrici, ovviamente con una scrittura significativa, autorevole, hanno pubblicato dei libri con la casa editrice Rubettino, e questa è stata per noi una cosa molto bella e molto interessante, perché ci ha permesso di entrare in relazione con delle donne veramente che poi ognuna si porta dietro la propria storia, i propri percorsi individuali, e apre delle piste che sono delle piste ovviamente di tipo relazionale, ma anche di apertura di tipo culturale. Abbiamo potuto conoscere la professoressa Genzabella Furnari, che è qui questa sera con noi, con le altre scrittrici, con alcune sono già amiche della biblioteca, le conosciamo da anni, come Sonia Serazzi, però ci fa un grande piacere poterla avere qui con noi per il suo ultimo libro, con una persona veramente molto, molto bella, molto radicata, che non è calabrese, però viene da fuori, ma si è radicata nella cultura e nel territorio calabrese, che è Rossella Scherla, Reggio Calabria. Con Rana Rosa Macri, giornalista che è stata per anni giornalista della RAI, che anche lei è un'amica della biblioteca. E poi ad esempio abbiamo avuto la possibilità di conoscere una figura molto importante di fotografa. Voi questa sera vedete qui le stampe delle sue fotografie. Questa donna che faceva la fotografa a Mammola, faceva la vita di famiglia, la casalinga, e nello stesso tempo faceva la fotografa, in un tempo in cui queste non erano, come dire, professioni o mestieri per donne. Le donne avevano più questa vita, diciamo, all'interno delle mura di casa, la vita domestica, la vita casalinga. Invece questa donna, accanto a questa funzione, è riuscita a ritagliarsi questo spazio della fotografia, che era un po' anche un'attività di famiglia, e però quello che vediamo veramente questo sguardo profondo di donna che riusciva a cogliere, secondo me, proprio l'anima di queste persone che davanti a lei si mettevano per essere fotografate. E noi speriamo appunto che, così come è stato per noi appunto una risorsa in questo caso per la mediazione con le scrittrici e la casa editrice, noi che siamo comunque una realtà importante nel panorama non solo di Soverato, questa cosa io lo dico con orgoglio, lavoriamo da oltre 30 anni e veramente la nostra biblioteca si è affermata come una delle realtà più significative e autorevoli di donne, ma di donne nel mondo, non di donne isolate, ma di donne nel mondo, in relazioni con tutte e con tutti. E quindi io penso che noi possiamo essere una risorsa per il territorio così come lo siamo, potremmo esserlo anche per la casa editrice. Allora, i ringraziamenti al gruppo di lavoro, prima di tutto alla Biblioteca delle Donne, al gruppo di lavoro che strenuamente è stato vicino a me e abbiamo lavorato in questo periodo, e le librerie che sono qui con noi, insomma, i nostri sponsor. E poi io devo veramente fare un grandissimo ringraziamento al sindaco di Soverato e all'amministrazione comunale di Soverato, perché devo dire che abbiamo trovato la più grande disponibilità, veramente una disponibilità incredibile. Abbiamo bussato e fatto anticamera, ho stato nelle stanze del sindaco e della segreteria e abbiamo trovato sempre accoglienza e disponibilità incredibile. Non c'è mai stato detto sono affari vostri, ve lo dovete vedere voi,
ma sempre ci è stato detto vediamo come possiamo fare e ci è stata data la soluzione. Quindi veramente un grazie al sindaco Daniele Vacca, all'assessore Amoruso, alla segretaria del sindaco, la veramente squisitamente disponibile Antonella Vono, alla signora Grande, agli altri uffici, veramente un grazie proprio infinito. Buonasera a tutti, grazie. Dico io grazie alla Biblioteca delle Donne perché con questa iniziativa ci ha permesso anche di inserire all'interno del variegato palinsesto estivo delle giornate di cultura. Poi permettetemi di fare 2 appunti. Quando la Presidente dice se sarà un successo lo faremo il prossimo anno, per me è già un successo parlare di cultura nelle piazze e nel teatro, quindi l'invito che vi faccio è che il prossimo anno possiamo storicizzare questo evento, questo festival di 3 giorni, in modo tale che la cultura poi sia al centro della nostra comunità, portando anche successivamente anche all'interno delle scuole queste iniziative che già voi fate egregiamente, ma riportandoli, imparando e dando quella formazione alle nuove generazioni sulla cultura. Ringrazio Florindo Rubettino che è qua soverato e lo voglio ringraziare anche, come dire, per il nome che porta della Calabria all'esterno dei confini regionali, perché è una casa editrice rinomata in tutto il nostro paese. È un grande lavoro perché poi quando nasce proprio dal territorio della Calabria ha un valore in più, perché come sappiamo non è facile fare l'imprenditore e quindi secondo me quando si riesce in maniera, come dire, importante, è un valore che va esaltato. Stasera presentiamo 2 libri, ringrazio le autrici che sono presenti qua nel territorio, nella nostra città, 2 tematiche importanti, si parla di disagio, di famiglia, si parla di maternità, quindi dei temi che vanno discussi e che ci confrontiamo quotidianamente all'interno delle nostre città. Noi siamo anche capoambito delle politiche sociali, quindi rappresentiamo 28 comuni del Basso Ionio e su queste tematiche noi siamo presenti quotidianamente, quindi va fatta una riflessione profonda perché oggi ci accorgiamo che parte della nostra comunità è una parte nascosta che vive nel disagio sociale, nel disagio proprio non solo economico ma anche culturale, e su questo è un lavoro che solo insieme possiamo portare avanti per trovare una soluzione e che a volte si creano dei muri che vanno abbattuti perché molte persone si voltano dall'altra parte, ma invece bisogna aprire le porte perché c'è tanta gente che ha bisogno di aiuto. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, grazie al sindaco che ci ospita e grazie naturalmente alla Biblioteca delle Donne, alla Presidente, a tutte le componenti di questa bellissima realtà per aver voluto questa iniziativa in collaborazione con noi. In realtà siamo noi che ringraziamo perché in una regione come la Calabria non è scontato e non è facilissimo attivare sinergie con realtà che come questa si occupano di tener vivo il valore del libro, della lettura, della letteratura su questi territori. Ce ne sono tante per la verità e noi tutte le volte che abbiamo la possibilità e l'occasione di fare rete, di aiutarci gli uni con gli altri, lo facciamo perché il nostro è un settore complicato, complesso, che vive solo grazie, posso dire, all'eroismo di alcune figure, penso ai librai, qui a Soverato ce ne sono due splendide dimostrazioni, ma soprattutto a quei circoli, a quelle associazioni, a quei festival, a quelle rassegne che popolano la nostra regione e danno la possibilità appunto di parlare di libri, agli autori di esprimersi. E dicevo, non è sempre scontato perché molto spesso si perdono delle occasioni, ci sono eventi, ci sono rassegne importanti che si fanno in Calabria che sono ammalati di quel provincialismo che fa pensare che che il grande autore sia solo il grande autore che arriva dal nord, la grande star da invitare. Non è il caso di questa sera, come diceva
poco fa la Presidente, ci sono tanti eventi in programma e noi ci siamo anche perché nel nostro catalogo l'attenzione che abbiamo sempre dedicato alla scrittura femminile viene da lontano. C'è una grande presenza di voci femminili nel nostro catalogo, c'è una nostra collana storica, Altera, diretta da Renate Siebert, una sociologa che si è molto occupata di questi temi, che più di 25 anni fa dava spazio a queste tematiche. E poi insomma, ripeto, il nostro catalogo è pieno di esempi sia di studiose, sia di saggiste, sia di scrittrici che raccontano appunto il valore della scrittura femminile. Qui stasera inauguriamo con due figure importanti del panorama nazionale, Sonia Serazzi, che è una grandissima scrittrice. Io credo che questo romanzo sia uno dei romanzi più importanti della letteratura contemporanea. Non lo dico perché sono il suo editore, ma lo dico perché le attestazioni che le opere di Sonia stanno ricevendo sono veramente straordinarie. Sonia è una scrittrice appartata, una scrittrice irregolare, ma è una scrittrice che è in grado di costruire dei mondi fantastici. E come ha scritto Luigi Tassoni, che è qui presente in una bella recensione, è una scrittrice capace di raccontarci la molteplicità possibile del femminile, perché molto spesso appunto la dimensione femminile va interpretata in questa sua pluralità, in questa sua molteplicità, e Sonia nella sua realtà sospesa, eterea, in questo libro che è un po' una fiaba, un po' è una storia amara ma bellissima, riesce a fare tutto questo. Quindi approfitto anche per ringraziare Sonia del fatto che ci affida sempre queste sue bellissime opere con amore e direi anche con grande convinzione. E poi consentitemi di ringraziare anche la professoressa Marianna Genza Bella Furnari, perché è una studiosa, una filosofa morale che da anni nelle sue opere si occupa non solo ovviamente dell'universo femminile, ma ovviamente i suoi studi incrociano spesso questi temi della bioetica, e appunto si tratta, come è evidente e come vi sarà chiaro quando lo ascolterete, di temi enormi per la nostra contemporaneità, che lei indaga sempre con grandissima rigore analitico e capacità di andare in profondità. Le altre opere scrittrici in programma è stato già detto, quindi io non mi dilungo molto. Penso che come scriveva Virginia Woolf, di quando diceva che le scrittrici al femminile hanno sempre da faticare molto di più per avere lo stesso spazio degli uomini, direi che qui a Soverato, per citarla, abbiamo costruito una stanza, quando la Woolf diceva una stanza tutta per sé, qui abbiamo costruito una bella stanza, non solo per le donne ma per quel dialogo aperto e alla pari che insomma credo costituisca una grande ricchezza, e in questo la cultura può dare una grande mano. Quindi grazie per l'attenzione che ci avete dedicato. Sì, ringrazio l'editore Rubettino intanto per questa bella immagine che ci ha dedicato, e che è una stanza che ha le porte aperte, che si interscambia, che si interfaccia, che si confronta, portando nel mondo comunque il nostro punto di vista, che è il punto di vista differente del nostro essere donne, consapevoli della nostra soggettività, ma consapevoli di essere soggetti in relazione con le altre, con gli altri, con tutte, con tutte. E l'altra cosa che mi piace che abbia citato è aver nominato Renate Siebert. Renate Siebert è stata e lo è tuttora una grande amica della biblioteca, una donna con cui abbiamo creato tante cose insieme, e nella collana appunto che la Renate Siebert dirigeva, la Biblioteca delle Donne ha pubblicato un libro, tra l'altro Utopia della Memoria, che è un libro che ha avuto l'ambizione di fare in qualche modo, di mettere insieme una memoria, diciamo, quelli che sono stati i movimenti delle donne in questo comprensorio tra Soverato, Catanzaro, Lamezia. Abbiamo lo spazio per il primo libro, Una luce abbondante di Sonia Serazzi. L'editore vi ha già anticipato delle cose, sicuramente altro dirà Alessandra Melola, la nostra socia, che con lei dialogherà su questo libro. Buonasera a tutti e a tutte, siamo qui per presentare il romanzo Una luce abbondante di Sonia Serazzi, appunto, che come già è stato detto è stato pubblicato dalla casa editrice Rubettino proprio quest'anno, nel 2024.
Sonia Serazzi è una scrittrice che dopo la laurea in filosofia a Perugia ha scelto di tornare a vivere in Calabria, vive credo in un piccolo paese della Calabria, e si è dedicata comunque in maniera preponderante alla scrittura, con dei risultati decisamente buoni, perché ha pubblicato altri romanzi. Nel 2004 Non c'è niente a Simbari Crichi, ripubblicato nel 2020, poi nel 2006 il romanzo breve Le ortiche c'hanno ragione, nel 2018 Il cielo comincia dal basso e nel 2022 in collaborazione con Antonio Cavallaro Chiedo istruzioni ogni notte. Allora, il romanzo di cui ci occupiamo stasera è un romanzo, io credo, davvero importante, estremamente significativo, con una trama non facile da riassumere, perché quello che è centrale nel romanzo non è tanto una serie di avvenimenti che spingono, che ne so, le azioni, ma piuttosto l'analisi interiore dei personaggi, che attraverso una serie di flashback rievocano momenti significativi della loro vita, a volte in prima persona, a volte invece la narrazione è condotta in terza persona. Centrali nell'ambito dei personaggi del romanzo sono i bambini, in particolare la piccola Francabou, che è una bambina vecchia, cioè una bambina che dalle circostanze della vita, in particolare dalla malattia della madre, che è periodicamente attraversata da onde di follia, è stata costretta suo malgrado a crescere prima del tempo, a prendersi cura di sé, e quindi è attraverso la visione della bambina che è costretta a diventare adulta, che è vecchia in un certo senso, che noi cogliamo gli aspetti forse più reconditi e più anche drammatici della vicenda. Però il dramma viene stemperato da una scelta stilistica, che è quella dell'ironia, cogliere il lato anche a volte comico delle situazioni, che di per sé sarebbero drammatiche appunto, è un tratto significativo del linguaggio del romanzo. A me ha fatto pensare un po' il tono fiabesco, anche una certa tendenza così a rappresentare cose un po' surreali, anche alle storie di Marcovaldo di Italo Calvino, pur con tante altre differenze. Però anche lì nel Calvino, attraverso l'ironia e attraverso le vicende diciamo tragicomiche di Marcovaldo, metteva a fuoco tanti problemi della società del suo tempo, e in questo romanzo io colgo tanti elementi di riflessione. Alcuni forse più ovvi, altri un pochino più reconditi, ma che comunque adesso cercheremo di mettere in evidenza. Allora, i nomi, ecco, Francabou è la bambina, figlia di due genitori particolari, difficili, Marinzaina appunto attraversata dalle onde di follia, a tratti insomma un po' persa nel suo mondo, e Silverio, un uomo straordinario che dopo essere stato diciamo lasciato in un seminario dalla madre, quasi abbandonato o affidato comunque al seminario, ne è uscito, ma ha fatto suoi i principi evangelici in maniera profonda, li ha davvero interiorizzati. E Silverio quindi incontra Marinzaina perché dopo aver fatto il fornaio ed essere fallito come fornaio, perché non ha perseguito il criterio dell'utile, non ha cercato di fare soldi con un'attività che glielo permetteva, ma ha cercato piuttosto l'umanità e ha cominciato a donare pane ai poveri, personaggio anche un po' simbolico, che però appunto è un bel personaggio. Si innamora di questa donna così un po' strampalata, particolare, per dei motivi che sicuramente ci saranno, ma chissà quali sono i motivi per cui ci leghiamo alle persone in maniera profonda. Alla fine comunque ha sposato Marinzaina e da quest'unione è nata una bambina destinata comunque ad avere una vita difficile, perché la famiglia è quella che uno psicologo o gli assistenti sociali chiamerebbero una famiglia disfunzionale, no?
Tra parentesi, ecco, la bambina si trova a fare i conti anche con una difficoltà proprio continua del vivere, perché in casa sua ci sono moltissimi oggetti. La madre, cioè, è un'accumulatrice seriale, è circondata da cose di tutte le risme, di tutte le fogge, tutti quegli oggetti che la civiltà dei consumi produce in abbondanza e che poi però subito considera obsoleti, superati, e quindi getta via e vengono donati ai poveri, no? E allora la piccola Francabou sa che la madre, lei stessa pure, possono trovare in abbondanza tutto quello di cui hanno bisogno, ma anche molto di più, che poi spesso è il superfluo, comunque parliamoci chiaro, al supermercato dei preti, così lo chiama lei. È interessante pure sentire un po' appunto questo modo di raccontare ironico, che sdrammatizza, che però coglie tante cose che ha Sonia. E a proposito del supermercato dei preti, dice: ormai le pareti metalliche del capannone non potevano più contenere la carità che sapeva di naftalina, dato che in molti si svuotavano gli armadi troppo pieni di roba passata di moda. Nello spiazzo sterminato intorno al magazzino si stagliavano montagne di scarpe, borse, cappotti stropicciati, minigonne, reggiseni imbottiti, pantaloni attillati, maglioncini fosforescenti, giacchette coi brillantini, ciabatte di plastica, jeans elasticizzati, scamiciati con le spalline, mutandine alla brasiliana, sciarpe con le frange appollottolate. I bimbi rotolavano in mezzo a quel mare di cose inutili, si tuffavano dall'alto per atterrare sui giubbotti imbottiti e scavavano gallerie in mezzo all'abbondanza che odorava di plastica e riempivano sacchetti di regali da portare a casa. Ecco, io in questa descrizione per esempio colgo fortissima la denuncia appunto del divario tra ricchi e poveri e del dramma della civiltà dei consumi, che produce di tutto e di più con grande consumo di risorse, con grande dispendio di energia. Ecco, e mi piace che tra le altre cose ci sia anche un accenno a questo tipo di problematiche, però lo sguardo è centrato soprattutto sul problema della famiglia, la vita degli emarginati. Ecco, perché sostanzialmente la piccola famiglia di Sacravento, il luogo dove si svolge appunto questo racconto, è un luogo come tanti, una periferia magari di una grande città oppure qualche piccolo medio centro del mondo dove ci sono ricchi e poveri, no? E lo sguardo si ferma soprattutto appunto sui poveri, su quelli che sono malati, su quelli che vengono emarginati per dei problemi di natura fisica o psichica, per la loro condizione economica. Insomma, sicuramente è questo il tipo di umanità che è al centro della narrazione. Accanto alla bambina, diciamo figlia della protagonista, ci sono altri due bambini: Marsol, piccolo bulgaro scilinguato con seri problemi di linguaggio, che Marinzaina, la madre di Francabou, pur con tutti i suoi problemi, accoglie e esercita su di lui una funzione in qualche modo materna con dei limiti, ma lo salva dall'abbandono, quindi lo accoglie in maniera così affettuosa e incondizionata, lui bambino solo e abbandonato a se stesso. Un'altra sorellina di Francabou è Sarcy, che ha problemi di respirazione gravissimi, gravemente asmatica, è stata lasciata dalla madre che è una prostituta a una suora di buon cuore che si è tolta il velo, è diventata madre a tempo pieno, no, di questa bambina. Cioè all'interno di questo piccolo mondo si nota che ci sono legami affettivi, solidarietà. C'è un momento quasi alla conclusione del romanzo in cui Francabou si arrabbia, possiamo dire, ha un moto di ribellione, dice no, non è possibile, di fronte all'ennesima crisi della madre decide di fuggire via, basta, la situazione è troppo pesante, fugge via. Dove fugge? Nella legnaia, perché è una bambina, quindi più di tanto non va,
e la vanno a cercare i suoi fratellini, non di sangue ma d'affetto, cioè Sarsi e il piccolo Marsol. Lei a questo punto decide di ritornare perché di fronte a lei c'era Sarsi che non avrebbe mai dato il dolore di fuggire alla suora che le ha fatto da madre, che le fa da madre, e c'è il piccolo Marsol che considera una reggia quella casa da cui lei vuole fuggire, perché si accontenta di quello che ha trovato, cioè l'affetto, l'amore di una famiglia, che è tantissimo. All'improvviso, leggo, Francabou tornò la vecchia che era sempre stata, comprese che per Marsol era una reggia il posto da cui lei scappava e che Sarsi, la piccola asmatica, le raccontava il pianto di Marinzaina, perché mai lei aveva fatto piangere suore Teresa, l'unica madre al mondo che la aspettasse. E ancora Francabou seppe che dalla famiglia sbagliata aveva imparato cose giuste. Allora uscì dalla legnaia, strizzò gli occhi gonfi di pianto, si spolverò la gonna di velluto verde, quella che aveva scelto di indossare per andare a messa, e tornando riceve dal padre un colpo secco, il colpo secco di uno schiaffo che le accese di rosso una guancia. «Non puoi rotolare via come una biglia», le disse il padre con la voce pesante d'amore e di sollievo. Marinzaina, la madre, in silenzio guardò la figlia come da lontano, perché lei non sapeva proprio abbracciarla, quella bimba appuntita che le faceva da madre. Ecco, questa è la conclusione del romanzo, cioè da una famiglia disfunzionale, da una famiglia problematica, la bambina, una piccola saggia, no? Capisce che comunque ha ricavato valori, principi, affetto, che sono per lei l'aspetto importante poi, no, dell'esistenza, quello che la sostiene. Il romanzo contiene tanti spunti di riflessione. Io adesso mi ero preparata pure delle domande, perché in particolare, ecco, mi aveva incuriosito e mi aveva interessato, vabbè, a parte il discorso della fede, che ho capito che sostiene Sonia Serazzi, cioè è la luce abbondante di cui si parla nel titolo, no? Cioè comunque c'è l'idea che Dio, ecco, il motivo religioso, no? Dio è presente, dà forza, sostiene, ricompensa anche in un certo qual modo, no? Poi quando sarà. Questa intelaiatura, diciamo, religiosa, questo rispetto del Vangelo, questo sentire profondamente i valori evangelici è evidente, ma si potrebbe anche dire qualcosa a questo proposito. Però a me interessava, non so se abbiamo il tempo, piuttosto interessava parlare un po' di questa maternità, come la funzione materna all'interno del romanzo. Cioè, bellissima l'idea che ci possono essere genitori biologici ottimi, ma a volte i genitori biologici hanno dei limiti, no? Mentre persone adulte che si fanno carico dei piccoli, che li adottano, che li sostengono, che li fanno crescere, che li educano, possono essere anche bravissimi, no? Cioè la maternità non è solo, la paternità non è solo quella biologica. E poi il discorso del padre, ecco, in questo romanzo tu hai tratteggiato una figura di madre molto problematica, bella a suo modo, no? Però sicuramente molto carente, una madre che non riesce a svolgere pienamente la sua funzione materna, visto che è afflitta da problemi non indifferenti, no? Ma c'è il padre, Silverio, che sopperisce a queste mancanze. Siccome oggi si parla molto anche del ruolo paterno all'interno della famiglia, e noi in particolare penso femministe, insomma donne che dibattono dei problemi delle donne, no? Ci auguriamo, auspichiamo
che gli uomini possano considerare una loro priorità anche la cura e l'educazione dei figli. Volevo sapere, questo personaggio di padre così presente, che è così materno, che parla, dialoga continuamente con la sua bambina, che l'aiuta a capire le difficoltà della madre, l'aiuta nel crescere, nella vita quotidiana. Tu l'hai immaginata così casualmente oppure hai in mente proprio che il ruolo paterno può e forse deve anche cambiare rispetto al passato, rispetto alla società patriarcale? Allora, grazie a tutti voi di essere qui, grazie alla Biblioteca delle Donne per avermi invitata. Un grazie speciale alla Biblioteca delle Donne perché mi ha invitata fin dai miei esordi. Vi conosco tutte, magari voi non ricordate il mio volto, ma io di molte di voi ricordo il volto, non di tutte i nomi. Ho qualche nome in mente, ringrazio l'attuale presidente Maria Procopio che mi ha invitata, Alessandra che ha raccontato queste cose. Però voglio anche ringraziare una persona che qui non c'è, che fu la prima persona che mi invitò in questa biblioteca delle donne, me la fece conoscere, ed era Fulvio Geraciotti. Era ed è, per certi versi ancora è. Sono felice di parlare qui con voi e di parlare qui con i volti di queste donne, perché mi sento molto, molto più forte, avendo dietro di me i volti di queste donne così simili alla mia nonna, così simili a tutte le donne che ho amato, e mi fa molto piacere scoprire che sono state fotografate da una donna che attraverso questo mestiere trovava anche delle risorse per vivere, e quindi magari piccole, magari modeste, ed è bellissimo per me trovarmi accompagnata da questi angeli di carta in questo momento. Voglio però, prima di rispondere alle tue domande, che presuppongono un sapere che non ho, perché la donna sapiente è lì seduta in prima fila e saprà rispondere a tutte queste domande molto, molto meglio di me. Io sono solo una che scrive storie. E proprio perché scrivo storie voglio ringraziare, e non è piaggeria, Florindo ha detto che io consegno i miei libri con amore alla Rubettino Editore, non ha usato un eufemismo. Io consegno i miei libri alla Rubettino Editore con amore e con fedeltà che si meritano tutta, e vi spiego perché. Perché la Rubettino non è solo un posto di libri, è un posto di storie vive, di storie di donne e di uomini che Florindo e tutta la sua famiglia, anche Maria che è nascosta, la sposa di Florindo, sanno custodire, sanno far crescere e danno vigore, forza a tante storie di questo territorio. Io ritengo questa una mission aggiunta ad un'azienda, nel senso che mi capita, parlando con i ragazzi che lavorano alla Rubettino, di cogliere proprio delle vite che si sono sciolte, che si sono risolte. La mia stessa vita si è risolta grazie all'incontro con Florindo Rubettino. Una delle mie prime lettere cattivissime e cafonissime che gli mandai, lui è un uomo rigoroso e per bene, molto ben educato, che non mi rispose replicando la mia cafonaggine, ma io gli dissi che era un gattino randagio che aveva trovato in un cassonetto. Per cui diciamo che c'è un affetto legato anche a questa capacità di un imprenditore di pubblicare storie e di dare anche senso, no? Ad una vita che nella scrittura trova un senso e una vocazione. Quindi questa è la mia risposta proprio esistenziale che mi sentivo di dare. A tutte le cose che tu hai detto, sai, quando sento raccontare il mio libro e mi accorgo che vengono fuori i tratti più feriti dei miei personaggi, quasi ci rimango male. Infatti faccio le smorfie, poi ho il terrore di questi telefonini, video, che poi riprendono le mie smorfie. Allora, siccome sicuro ne avrò fatta qualcuna tentando di fare la donna elegante che non le fa, vi spiego le mie smorfie. Io non mi accorgo che i miei personaggi sono strani, perché faccio fatica a distinguere quello che è strano da quello che è normale. Anche perché... non io, no? Ma diceva Basaglia, da vicino nessuno è normale. E quando si parla di mamme disfunzionali, nessuno di noi va in giro a confessare forse la propria biografia, ma ciascuno di voi risponda a se stesso: è proprio certo di aver avuto una mamma perfettamente funzionale? Quante stranezze, quante stravaganze, quante ferite si nascondono nelle case che sono quelle più perfette apparentemente, no?
Io ho conosciuto meravigliose famiglie ordinatissime che magari trovavano respiro e fiato, no? All'interno di case sgangherate. Per cui, ecco, il mio desiderio di raccontare questi mondi nasce proprio dalla certezza esistenziale, non filosofica, non teoretica, per quello attendete la filosofa morale. Io ho studiato filosofia, ma non ho saputo restare rigorosa fino alla fine. Ho qualcosa di duro che il mio amico, il dottor Nistico, mi rimprovera, quello deriva dalla mia formazione filosofica, ma a un certo punto ho mollato gli ormeggi e ho cominciato a fantasticare perché la disciplina del metodo non riusciva a reggerla fino alla fine. Ecco, in queste stranezze io ho trovato luci, e non solo la luce della fede, come tu generosamente, anche correttamente, da persona rigorosa quale ho capito che sei durante le nostre telefonate di conoscenza. Sì, c'è quell'universo della fede che è preziosissimo per me, ma c'è anche l'attenzione a chi la luce sa costruirla quotidianamente, sa crearla. Ecco, il papà di Francabou è un uomo che per la propria piccola sa fabbricare la luce. Tant'è che la luce abbondante di cui si parla nel titolo non è una luce metafisica, ma è una luce che questo papà, capendo la fatica alla quale la sua bimba è sottoposta, la sottrae all'oscurità facendole fare un doppio giro intorno ad un faro. Semplicemente questa è la luce abbondante. Un padre che scopre la festa negli occhi della figlia, che vede un faro e che decide di regalarle per 2 volte il passaggio sotto quel faro. Ecco, una luce costruita d'arte dall'amore di un padre che si fa materno. Materno nel senso che è capace di dispensare cura, di dispensare attenzione quando la madre vacilla. Questa è la bellezza di Silverio, che io ho avuto la fortuna grande di incontrare in molti uomini che conosco. Forse perché solo quegli uomini così riescono a sopportare me, probabilmente è questo, però ho avuto la fortuna di incontrare molti uomini capaci di generosità, sensibilità, apertura e cura dell'altro. Nello stesso tempo però, quando tu dicevi che Marinzaina è una madre manchevole, io dicevo sì, è vero, a Marinzaina mancano alcuni tratti del femminile che si prende cura. Marinzaina non sempre fa trovare alla propria bambina i vestiti stirati, pronti, puliti. Marinzaina non sempre le fa trovare il pranzo pronto. Però Marinzaina riesce a insegnare una cosa alla figlia, la libertà. Con questa sua follia che la costringe a guardare le biglie, ha imparato che la vita di ogni creatura, così come le biglie, è costruita per rotolare via. Marinzaina, giocando con le biglie, ha imparato il gioco della vita. Ha imparato che una figlia non si mette al mondo perché sia nostra, ma si mette al mondo perché vada per il mondo, perché possa uscire, perché possa anche scontrarsi col mondo e patirne la ferita e reagire magari nel modo sbagliato per poi correggere il tiro e impararne un altro. Quindi alla fine è questa la festa che mi pare nascere da questo libro, la certezza che non c'è nessuno di davvero sbagliato e non c'è nessuno che non possa insegnarci qualcosa se abbiamo gli occhi giusti per cercarla. In effetti è così, perché comunque questo libro non lascia poi l'amaro in bocca, no? Cioè, anche se le situazioni che vengono raccontate, guardate da un punto di vista, diciamo, forse più conformista, no? Potrebbero essere drammatiche, però è vero, cioè alla fine quello che rimane in mente sono soprattutto le prove straordinarie di affetto, di solidarietà, l'amore che i personaggi riescono a darsi reciprocamente. Sì, senz'altro è così. A me interessa però anche vedere appunto un po' questa ironia graffiante in certi momenti, dove va a parare, che cosa mette in luce, no? E allora ho detto per esempio che dietro il discorso dell'accumulatrice seriale c'è il discorso degli oggetti, della civiltà dei consumi, perché purtroppo molti di noi, se non tutti, avere determinati oggetti molto costosi che diventano subito vecchi, antiquati, obsoleti,
e ne dobbiamo comprare di nuovi, è uno status symbol, l'idea che noi siamo arrivati, che abbiamo raggiunto benessere, che abbiamo una condizione economica e sociale buona, no? E quindi ci circondiamo di tantissimi oggetti che poi alla fine finiscono così nel magazzino dei poveri, ecco, e quindi diventano orpelli senza poi nemmeno essere davvero utili per tanti poveri poi a loro volta. Sì, mi sta a cuore questo discorso perché purtroppo il discorso del consumo delle risorse, del dispendio energetico è molto attuale, no? E quindi io questa ironia, questo scoprire situazioni buffe, comiche, l'ho apprezzato perché è una qualcosa in più, no? Che il romanzo dà, al di là del discorso della famiglia, delle persone, degli affetti. Così come ho trovato interessante anche il discorso che un po' ho percepito, ho capito, che c'è dietro, che ne so, il personaggio di Frignamena con il nome parlante, una donna che si lamenta in continuazione, che non è mai contenta della sua vita, che è un po' invidiosa, gelosa degli altri, che guarda, spia continuamente, no? Mi ha colpito una pagina in cui Frignamena insiste con il medico dell'ospedale psichiatrico presso cui lavora, perché deve fornire ai pazienti un televisore. Perché? Perché quel televisore deve servire per aprire, diciamo, una finestra sul mondo attraverso i telegiornali e far conoscere tutti i malanni, tutte le disgrazie, tutte le cose tristi che ci sono al mondo. Lei in un certo qual modo se ne compiace, non sta lì attaccata al televisore e guarda con grande interesse tutte le brutture, tutte anche le azioni cattive che gli esseri umani sono capaci di compiere o le disgrazie che capitano loro, e quindi cosa succede invece? Che i pazienti psichiatrici, appunto, che sono i diversi per eccellenza in un certo senso, si commuovono, piangono, hanno le lacrime agli occhi perché quello che vedono è triste, è drammatico, mentre lei se ne compiace. C'è lo sguardo voyeuristico, no? Di tanti di noi di fronte a certa TV che è veramente orripilante, in cui si raccontano cose e si insiste sul dramma, soprattutto per tenere incollati gli spettatori e fare audience, no? O no? Cioè, mi piace appunto questo del libro, anche il fatto che comunque ci sia una visione a tutto tondo in fondo della realtà. Non si fanno riferimenti cronologici, però comunque c'è uno sguardo sul mondo e sui problemi, i grandi problemi che abbiamo oggi, no? Hai letto benissimo, c'era un'ironia rispetto all'abuso di consumi di cui siamo vittime. C'era un'ironia nei riguardi della carità che molto spesso nasconde semplicemente un'incapacità di chi compra le proprie cose di disciplinarsi nell'acquisto, e un po' il desiderio di lavarsi in qualche misura dai sensi di colpa regalando ai poveri quello che non si usa più. Il racconto di quello spazio che tu affrontavi leggendolo è molto realistico, perché io ho avuto modo di visitare questo spazio non qui ma in Umbria. C'era un posto dove la Caritas andava a recuperare le cose per i poveri, e andai con questi amici che erano semiliberi o ex detenuti a caricare le cose che potevano servire per i poveri, e ricordo con emozione di aver visto uno sterminato campo di oggetti che erano preziosi, nel senso scarpe di altissima qualità che magari avrei visto altrove nelle vetrine, no? Sapete un po' come succede ora col commercio via internet, no? La scarpa pregiata non della stagione attuale finisce rivenduta a un prezzo più basso. Ecco, quelle cose lì erano regalate ai poveri, cose di pelle, scarpe preziose, beauty case
bellissimi, e vi racconto questa cosa per strapparvi un sorriso amaro. Purtroppo io cosa feci? Non essendo esattamente Kate Middleton, non sapevo scegliere per i poveri. Io sono figlia di un operaio, quindi diciamo che la mia soglia dei consumi era medio-bassa, per cui cosa feci? Presi per i poveri delle cose che a me sembravano bellissime, no? Cioè che io avrei voluto. E quindi pigliai scarpe pregiate, beauty case di pelle, poi arrivai con questo cestino pienissimo di roba da portare ai poveri, e poi mi dissero: sì Sonia, giustamente, ma che ci fa la signora X col beauty case? No? Quindi lì capii che io non avevo saputo selezionare gli oggetti perché non conoscevo davvero quel mondo, e dovevo imparare a conoscerlo e a scegliere in quel mare di roba che mi confondeva le idee quello che serviva a quella persona. Questo è un tema che mi sta molto a caro, molto a cuore, molto caro. L'altro giorno discutevo con un mio amico economista proprio di questa cosa. L'economista è Mimmo Cersosimo, penso che lo conosciate tutti. Scriveva un pezzo sui poveri e parlava proprio di questo, dei consumi, no? E io dicevo: è vero, bisogna disciplinare i consumi per chi può comprare molto, ma è altrettanto vero che bisogna educare chi può comprare meno a comprare la cosa giusta, perché molto spesso si finisce vittime, no? Di un battage pubblicitario, e a me capita di vedere creature che non possono magari apparecchiare la tavola per i propri figli avere tra le mani il cellulare di ultima generazione che hanno comprato a rate. Per cui ecco, io ritengo che sia un dovere per ciascuno di noi, ognuno dove, come può, chi è insegnante da insegnante, chi è una che scrive storie come me in questo modo, ognuno di noi può provare ad educare, a testimoniare, non educare in senso, come dire, moralistico, no? Perché non tutti, se non sono insegnanti, possono andare in giro a educare il prossimo, ma già la stessa testimonianza di sobrietà, di attenzione ai bisogni più veri, più profondi, secondo me può disciplinare tanto chi può permettersi molto, tanto chi può permettersi di meno. E a volte un oggetto in meno ci regala una libertà e una dignità che tanto spesso dobbiamo venderci per comprare una cosa che non vale quanto la nostra bellezza e quanto la nostra libertà. Ecco, quindi riguardo insomma al rapporto uomo-donna, madre e padre, ecco, credo che forse qui ci sarebbe da dire comunque qualche cosa. La donna, ecco, se gli uomini fossero come Silverio, no? Più accudenti, più capaci di esercitare anche nell'ambito familiare una funzione, diciamo, più variegata, più sfaccettata, no? Ecco, come si auspica ormai nel mondo contemporaneo, visto che le donne vogliono lavorare, vogliono studiare, vogliono, diciamo, esprimere se stesse non solo come angelo del focolare ma anche come altro. Ecco, secondo te la situazione qual è? Cioè, è auspicabile anche nell'ambito di una piccola comunità, comunque credo che ristretta, in cui gli orizzonti potrebbero essere anche un po' limitati. Penso che comunque le donne hanno desiderio di svincolarsi dal ruolo di angelo del focolare e basta, o no? Tu che dici? Io sono, come dire, dovrei dire single, che è più carino, ma sono quasi felicemente zitella, quindi non sono esattamente deputata a parlare delle coppie, quindi dico, confesso la mia totale inesperienza, però osservo moltissimo le coppie. Devo dire che angeli del focolare non ne vedo tanto, a parte mia cognata che sopporta mio fratello, ma non lo sopporta al focolare. Do una risposta prosaica. Ho la dura sensazione che i poveri non possano più permettersi di non mandare a lavorare le mogli, perché non campano. Quindi quella che è una questione etica, è una questione politica, si sta dirimendo dolorosamente, perché la povertà, specialmente nelle classi meno abbienti, costringe
no? Le donne, non per scelta libera sempre, ma le costringe ad andare a lavorare. È chiaro che io ritengo che il lavoro sia prezioso per la realizzazione di una donna, così come lo è per la realizzazione di ogni essere umano. Lo ritengo irrinunciabile perché in questo mi piace molto considerare il lavoro, come diceva giustamente Florindo, io sono una scrittrice irregolare, dice bene, nel senso che l'unica cosa che ho saputo fare come lavoro è questa cosa di occuparmi dei libri, di scrivere storie, o al massimo, quando proprio voglio faticare assai, mi occupo dei libri degli altri, li studio, li amo, li curo quando posso. Ecco, io penso che il lavoro sia il modo di dare forma al mondo, per ciascuno di noi. Ognuno di noi quando lavora dà forma a un pezzetto di mondo, e un uomo lo fa, e una donna lo fa, è prezioso che una donna lo faccia. Quando mi avete invitata qui ho pensato a quest'idea della scrittura al femminile, no? E mi è venuta in mente una storia che era perfetta anche per come avete intitolato la vostra rassegna. Avete parlato di donna, vita e libertà, e a me è venuta in mente la storia di un'attivista iraniana che ha subito una sorte meno dura, nel senso che è ancora viva e lo può raccontare, di Masha Amini, ma un'attivista che è stata frustata 73 volte per aver osato scoprirsi il capo in pubblico. Ebbene, lei, Roya Esmati, se la pronuncio bene, mentre veniva frustata ha recitato i versi di una poesia che parlava di libertà. È riuscita così a sopportare con grande dignità, senza implorare pietà dai propri aguzzini, le frustate, le ferite di un regime. Ecco, io penso che ogni donna sopporti frustate della vita, con grande fatica talvolta, e penso che il lavoro che fate voi, di regalare storie, prestare storie, aprirle alle altre donne, ecco, non tutti i lavori sono così preziosi, ed è per questo che è prezioso che ci siano delle parole poetiche, belle, che aiutano tutte le donne a dare forma al mondo con la loro fatica e col loro lavoro. Quindi grazie a voi per il vostro lavoro, ma anche grazie a tutte le donne che sanno lavorare con delle parole poetiche in testa. Grazie, penso che possiamo concludere con questa bellissima riflessione, queste belle parole che hai espresso. Va bene, quindi insomma speriamo che la collaborazione tra noi continui, sia anche più proficua nel futuro. Ok, grazie, arrivederci. Voglio ringraziare uno dei primi che su questo libro ha scommesso dal punto di vista critico, il professor Luigi Tassoni con la sua sposa Milly Curcio, che sono venuti a sentirmi contro il caldo, e gliene sono immensamente grata. Al mio amico Nistico e alla sua sposa non dico niente perché li bacio appena finisco, e a presto, grazie. La gioielleria Maestro Riverso di Davoli Marina ci ha offerto gentilmente un ciondolo con una collanina da offrire alle nostre scrittrici, e quindi io, ringraziando lo sponsor, La volete vedere o siete già pronti? Me la vedrete tra un po'. Agenzia Bella Furnari, il corpo della madre per una bioetica della maternità. Io prima di passare al libro vorrei leggervi una breve biografia della professoressa. Marianna Agenzia Bella Furnari, già professore ordinario di filosofia morale presso l'Università di Messina, dove ha ricoperto gli incarichi di delegata del rettore per la didattica dal 2007 al 2013 e di direttore del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne 2013-2014. È stata componente del Comitato Nazionale per la Bioetica dal 2007 al 2022 e presidente del Centro Studi Universitari di Bioetica dal 2019 al 2022. Attualmente è componente del Comitato Etico Locale dell'IRCS Bonino Puleio di Messina e presidente della sezione Sicilia dell'Istituto Italiano di Bioetica.
Tra i testi editi con Rubettino ricordiamo le monografie Tra autonomia e responsabilità del 2000, Vulnerabilità e cura del 2008, Il corpo della madre del 2018, che è il libro di cui parleremo questa sera, Lineamenti di una bioetica della cura, ripensando l'esperienza della pandemia del 2023. E questo era per darvi un'idea dello spessore, diciamo, un po' complessivo della persona che abbiamo l'onore di avere con noi questa sera. Allora, io ho trovato il libro della professoressa, l'ho trovato, devo dire, perché tra i libri che l'editore ci ha fornito, alcuni poi li abbiamo scelti perché ci sono sembrati una scrittura che ci faceva piacere presentare e discutere innanzitutto tra di noi e poi presentare al pubblico. E poi io mi sono fatta, come dire, una passeggiata, un giro sul catalogo della casa editrice e ho trovato questo titolo che ho pensato, questo è un argomento che ci interessa proprio per come Biblioteca delle Donne, e quindi così ho scritto a Cavallaro dicendo: ma si può avere questa persona, questa professoressa, insomma, per poter parlare di questo libro? E lui mi ha fornito tutti i riferimenti, ha contattato anche la professoressa e da lì è iniziato, diciamo, questo nostro scambio che ha portato alla sua presenza qui questa sera. Allora, e noi, come dicevo prima, siamo veramente onorati, insomma, di averla insieme con noi. Allora, la professoressa, parlando del suo libro all'interno del testo, delle volte lo definisce un piccolo testo. In realtà, anche se come dire, lo spessore delle pagine non è elevatissimo, però io direi che è sufficiente. È un libro, come dire, invece denso e complesso, ma è denso nel senso che dentro ci sono veramente tantissime cose. Allora, lei ha la capacità, e con un grande equilibrio, perché i temi di cui si parla, il corpo della madre e il corpo della madre in relazione a quella che oggi è la grande questione, diciamo, della possibilità procreative, però attraverso quelle che sono le nuove tecniche, diciamo, le possibilità che le nuove tecniche di procreazione offrono. E su questo c'è veramente un grande dibattito, e nella società più in generale, nell'opinione pubblica, nella parte politica dei partiti, diciamo, però lo è anche all'interno del movimento delle donne e anche delle femministe. Allora io la cosa che ho apprezzato della professoressa Genzabella Furneri è stato proprio l'equilibrio e la profondità, ma soprattutto questo discorso dell'equilibrio, perché anche se io ho notato, ed è chiara questa cosa, che lei comunque ha un posizionamento di sguardo ben preciso, voglio dire, e questa cosa è evidente, no? Che è un posizionamento di sguardo che ha molte affinità, diciamo, si ritrova, a me è sembrato, in una parte del pensiero delle femministe, che è un po' il pensiero della differenza, di Luisa Murare, di tante altre, diciamo, teoriche che girano intorno a questo gruppo, e che però anche con un punto di vista anche più personale, però nello stesso tempo appunto riesce a dare conto proprio di questa complessità che riguarda questo argomento. E ci sono dentro tante cose, però appunto io proprio ho pensato che è utile a noi, ma è utile non soltanto a noi donne, ma è utile un po' a tutte le persone che intorno a questo argomento siamo interrogati, diciamo, dalla complessità di questo argomento. È utile confrontarci e approfondire, e io mi auguro appunto che quello di questa sera possa essere per noi uno stimolo che poi continuiamo a portare avanti come nostro traccia di percorso, di approfondimento nella biblioteca. Allora, gli argomenti appunto poi li andremo a vedere, sono quelli che hanno a che fare poi appunto attraverso il corpo delle donne, hanno a che fare con queste tecniche che sono quelle, a volte vengono chiamate, appunto hanno nomi diversi perché a seconda del nome che si utilizza e l'accento sul significato cambia, perché si parla di gestazione per altri, si parla di maternità surrogata, oppure si parla di utero in affitto. Allora, e poi su questo appunto c'è una grande discussione appunto nell'opinione pubblica, come dicevo prima, nei comitati di bioetica di cui la professoressa fa parte, e che cercano di delineare tracce, confini, orientamenti, no? E poi però pensavo, al di là di quelli che sono i principi, al di là di quelle che sono i ragionamenti che si fanno, ci sono poi le vite singole, le vite delle persone, le storie personali,
dei soggetti desideranti, che sono i soggetti che appunto desiderano dare nuova vita, diciamo, al loro desiderio di generatività e di filiazione, e ci sono i soggetti desiderati, che sono appunto i soggetti che vengono al mondo attraverso queste tecniche, e comunque con la loro esistenza hanno diritto di essere visti, di essere riconosciuti, di essere inclusi, e loro un po' con la loro presenza scombinano e mettono tante volte in discussione tutto, ma è una presenza che ha necessità di trovare ascolto e di trovare attenzione. E allora abbiamo parlato di desiderio, quindi io mi fermerei, perché vorrei che ci fosse soprattutto la voce della professoressa questa sera. Noi abbiamo deciso, conoscendoci in questi giorni, che ci davamo del tu, e quindi a questo punto mi rivolgo a lei con il tu, ecco. Allora, sì, io vorrei partire proprio da questo discorso del desiderio, no? Ecco, tu dici che parlare del corpo della madre e delle sue trasformazioni è parlare del desiderio che lo abita. Proprio scrivi in questo modo: il desiderio di maternità è un desiderio forte, non un diritto certo, ma un desiderio che va preso sul serio e che, quando patisce la mancanza del suo oggetto, genera una sofferenza che va rispettata. Ecco, quindi dicendo questo, che il desiderio non è un diritto certo, ma che va preso sul serio e che la sofferenza va rispettata, allora che cosa intendi dire? Qual è, come dire, quello che si muove dentro questo discorso di desiderio che non è un diritto certo, però deve essere rispettato e deve essere in qualche modo visto? Allora, che cosa intendiamo dire con questo? Soprattutto, cosa intendi dire tu? Allora, permettimi però di dire prima due parole, proprio due, di ringraziamento, perché alla Libreria delle Donne, alla città di Soverato, il sindaco è andato via perché sicuramente avrà tantissime cose da fare, e all'editore Rubettino, col quale io lavoro da anni, però devo confessarle che io non l'avevo mai vista, quindi è stato per me un onore e un piacere vederla. Allora, ho cominciato a lavorare con Rubettino nel 2000, anzi un piccolo particolare, perché penso che l'uditorio sia anche un po' stanco, quindi un piccolo particolare biografico forse desta la vostra attenzione. La mia prima email io l'ho fatta nel 2000, ora mi vergogno a dirlo, però è così, nel 2000, spedendo all'editore Rubettino il mio primo testo, la mia prima monografia di bioetica, tra autonomia e responsabilità. E poi da allora ho sempre lavorato con Rubettino. A volte i vari presidi o direttori della mia università, devo dirle, mi dicevano: ma perché sempre con Rubettino? Non puoi scegliere un editore un po' meno caro? Dicevo: no, avete visto come lavora bene Rubettino? E allora vale la pena. E quindi devo dire, sono molto contenta di essere qua, prima di tutto perché io ho anche una storia e una passione di associazionismo femminile. Nel CIF, nel Saropti, mi piacciono molto le associazioni di donne, quindi sono felicissima di essere qui con voi per questa bellissima associazione che ha anche un forte livello culturale. Poi sono felice di essere qui come autrice di Rubettino. Devo dirvi la verità che quando sono stata contattata ero ancora più felice, perché pensavo di parlare di questo libro nuovo, Lineamenti di una bioetica della cura, però ho capito che vi interessava questo, e ho fatto una fatica per voi a tornare indietro, perché tornare indietro a un testo del 2018 significa andarsene a riguardare. Ma che ho detto nel 2018? E parliamo di desiderio, sicuramente. E vi dico anche un altro motivo biografico. Io, arrivato a un certo punto, ho sentito il bisogno di parlare della bioetica della maternità e di maternità. E ho sentito il bisogno di partire dal desiderio, perché io ho avuto un fortissimo desiderio di maternità, che è passato dalla sofferenza della sterilità, perché all'inizio questi figli tanto desiderati non venivano. Ora a ripensarci, eravamo negli anni '80, ora a ripensarci dico, forse c'era una mano invisibile che voleva che io, che allora non pensavo assolutamente di dedicarmi alla bioetica, mi dedicavo alla filosofia morale classica pura, quella filosofia da cui è scappata la nostra bravissima scrittrice. Forse è stata la mano invisibile della storia, come dice mio marito, a volere che io soffrissi la sterilità, visto che mi dovevo occupare poi di bioetica.
Perché vi dico questo? Perché in bioetica spesso si esprimono giudizi, e giudizi anche forti, pesanti. Ma perché desiderano i figli? I figli non sono degli oggetti da desiderare, i figli vengono o non vengono. Desiderano figli come se fosse un diritto avere dei figli. Non c'è un diritto ai figli. Sì, forse non c'è un diritto ai figli perché i figli in effetti non sono delle cose che noi possiamo avere, però c'è un forte desiderio, e questo forte desiderio, quando non viene realizzato, porta a una forte sofferenza. E non lo dico solo io, anche la Corte Costituzionale, quando nel 2014 ripensa il divieto alla fecondazione in vitro eterologa, quel divieto che aveva condannato tante coppie ad andare all'estero, il famoso turismo procreativo, quelli che se lo potevano permettere, pur di assecondare, realizzare questo desiderio, la Corte Costituzionale dice sì, guardate che qua c'entra pure il diritto alla salute. Allora vedete, così come il diritto alla salute è in effetti il diritto alla cura della salute, che è un diritto alla salute. Noi diciamo diritto alla salute, ma non è diritto alla salute, no? La salute c'è o non c'è, secondo tutta una serie di condizioni, eccetera, eccetera. Però il diritto alla cura della salute c'è. Così come non c'è un diritto al figlio, c'è un diritto alle cure per riuscire ad avere dei figli. E fino a che punto questo diritto, fino a che punto questo desiderio può trasformarsi in diritto? E qua c'è un discorso secondo me molto importante da fare su bisogni e desideri, e mi collego a quello che è stato detto molto bene prima a proposito dei bisogni e dei desideri, no? In effetti a volte ci sono dei bisogni talmente vitali che diventano dei diritti. Bisogno della fame, bisogni primari. Ci sono dei bisogni che non sembrano proprio primari e quindi non sembrano diritti. Però questo desiderio di vita dove lo collochiamo? Beh, questo è proprio un desiderio vitale, è la vita che urge. Quando tu lo provi è la vita che urge, ti urge dentro. E quindi la Corte Costituzionale allora disse una cosa molto importante, e io la dico forse in modo molto più così, meno importante, meno documentata dal punto di vista giuridico, la dico come l'ho pensata io: se non ci sono degli altri diritti che ostacolano e che vengono lesi da quel diritto, come si fa a ostacolarlo? Io dico, bisogna prenderlo sul serio questo desiderio di vita, e se non c'è niente che faccia danno, bisogna, prendendolo sul serio, agevolare quel diritto alla cura della sterilità. E qua il discorso in questo momento in Italia è, voi sapete dov'è? No? Perché abbiamo superato lo scoglio della fecondazione in vitro eterologa, che era uno scoglio forte, e vi dico anche la verità che io ho cambiato opinione sulla fecondazione in vitro eterologa, perché io ero convinta che la fecondazione in vitro eterologa non dovesse essere assecondata, legittimata. Perché? Perché c'era un diritto leso, cioè il diritto alla identità del figlio. Questo figlio che nasceva poteva identificarsi dal punto di vista genetico con uno dei due genitori, ma l'altro era un donatore o una donatrice anonimi, quindi un'ombra dentro. Però ritorniamo al discorso di maternità, di paternità: ma chi è la madre, chi è il padre? Chi è la madre, chi è il padre? In effetti il genitore è colui che cura, colui che ama. Ma questo discorso si può fare oggi estendendo ancora il desiderio di maternità, di paternità a coppie che allo stato attuale sono escluse. Io questo, vedete, qua nel libro lo accenno semplicemente, lo lascio come punto di domanda. Equilibrio, mancanza di coraggio. Beh, forse oggi
mi esprimerei un po' più in là, andrei un po' più in là rispetto al 2018, andrei un po' più in là, perché oggi il problema sono le coppie omosessuali. Oggi il problema forte, e l'ha detto anche l'ultimo presidente della Corte Costituzionale nel momento in cui si è insediato, forse è il riconoscimento di questi bambini nati all'estero, così come nascevano all'estero prima per la fecondazione in vitro eterologa, ora vanno all'estero le coppie omosessuali. Quando tornano in Italia sono riconosciuti, non sono riconosciuti da ambedue i genitori. Perché voi sapete che ci sono ormai con la legge Cirinnà le coppie omosessuali possono fare l'unione civile ma non possono accedere alle tecniche di fecondazione in vitro. Allora vedete anche qua qual è l'estensione di questo desiderio di vita? Perché guardate, c'è questo desiderio di vita anche nelle coppie omosessuali, non in tutti, così come non c'è in tutte le coppie eterosessuali. Io ad esempio mi confrontavo allora, anni 80, con una mia cugina coetanea, cugina gemelli, noi ci consideriamo cugine gemelle, io avevo un fortissimo desiderio di avere figli, lei proprio per niente, diceva ma perché voi figli? Siamo così bene così, Così nelle coppie omosessuali come nelle coppie eterosessuali a volte c'è questo desiderio, a volte no. Allora io qua mi piacerebbe sentire anche quello che pensa il pubblico, però credo che in questo momento il problema bioetico forte sia proprio questo. E se voi vedete anche i dibattiti oggi, no? I dibattiti mass mediali, ruotano intorno a questo. Fino a che punto la nostra società italiana è pronta a questo, fino a che punto non è pronta. Noi abbiamo una giurisprudenza oscillante sulla possibilità poi del riconoscimento, abbiamo un no secco che rimane ancora per l'accesso alla fecondazione in vitro. Io in questo momento mi chiedo se noi dobbiamo seguire altri paesi dove questo accesso è consentito o restare così come siamo. È un problema bioetico secondo me da attenzionare seriamente. Ci potrebbe essere il diritto leso del bambino, del figlio, ad avere una famiglia diversa, certo. Questo bambino avrebbe due mamme o due papà, verissimo, è verissimo questo, però nelle società in cui questo si realizza, e anche nella nostra società si sta realizzando nella incertezza del diritto, ma le famiglie arcobaleno sono una realtà, le richieste di riconoscimento sono una realtà che riempie la giurisprudenza italiana in questo momento. Questi bambini hanno dei danni, gli studi, questo c'è nel libro, gli studi che sono stati fatti finora non danno risposta sul danno, danno delle risposte sul non danno. Sembra che questi bambini non abbiano danni. Certo, se voi pensate quanto sia difficile determinare l'equilibrio fisiologico dall'equilibrio patologico, e anche qua io ho seguito con molta attenzione il dibattito prima, quali sono le famiglie disfunzionali? E ci sono delle famiglie disfunzionali omosessuali, ma ci sono delle famiglie disfunzionali eterosessuali. Dov'è la disfunzionalità? Gli studi finora dicono che in effetti la disfunzionalità c'è laddove non c'è cura, laddove non c'è anche un equilibrio nella cura, perché anche là nella cura non è che ci deve essere semplicemente il prodigarsi dell'amore, ci deve essere anche l'equilibrio del rispetto, eccetera eccetera. Comunque questa credo che sia una domanda che dovremmo porci tutti come società. Intanto che ancora per il momento tutto passa attraverso il corpo della madre, sia che si tratti di un desiderio di generatività che riguardi una coppia omosessuale oppure che riguardi una coppia eterosessuale, no?
e abbiamo poi questo frammentarsi, diciamo, questa esperienza di plurimaternità, no? Allora in tutte queste esperienze un po' la domanda che tu ti poni nel libro è: che ne è del corpo della madre? Allora che ne è del corpo della madre nel caso appunto della plurimaternità, nel senso che possiamo avere fino a 3 madri, no? Possiamo avere la madre genetica, che è quella che mette a disposizione l'ovocita, possiamo avere poi la madre gestante, che è quella che porta avanti la gravidanza, e possiamo avere poi la madre intenzionale, che è quella che poi si prenderà cura, e la responsabilità, perché tu nel tuo libro parli molto del discorso della responsabilità e che è in relazione alla relazione, diciamo, tra chi poi esprime questo desiderio, diciamo, di dare vita alla vita, no? E la responsabilità della cura che poi bisogna assumersene. Ecco, e quindi c'è questo timore, diciamo, che è molto... Allora io vedo che tu presenti, e lo vediamo anche nella discussione, diciamo, che c'è, che tu presenti un po', diciamo, una sorta, che probabilmente la discussione è molto più ampia, però tu porti un po' questa differenza, diciamo, che c'è nel mondo del femminismo, anche tra chi considera le tecniche nuove di procreazione, quindi tutto quello che viene offerto in termini di possibilità generative, come come dire, un ulteriore stato di libertà, no? E lo chiami questa libertà dalla differenza praticamente, e quindi la possibilità di non essere più soggette a quello che può essere anche visto come qualcosa che lega, che opprime, che tiene, diciamo, legate, no? E soprattutto questo liberarsi dalla differenza, e quindi questo fatto che i generi in qualche modo scompaiono in questa libertà dalla differenza, perché la madre può essere chiunque, no? C'è qualcuno che teorizza, come mi pare che, non mi ricordo se la Firestone o la Raddick, non ricordo chi delle due, teorizza appunto il fatto che in questo modo, diciamo, questo è comunque la libertà dei generi, che non ci siano più i generi, è comunque una grande conquista, mentre tanta parte del mondo femminile invece è molto preoccupata di tutto questo, ed è preoccupata che ne è del corpo della madre, che ne è della figura materna, no? Cioè di queste madri che o mettono a disposizione un'ovocita o portano avanti una gravidanza, allora, e poi alla fine scompaiono, no? E allora che ne è di queste madri? E quindi viene visto veramente come un grande rischio, e come ancora una volta un intervento del sistema patriarcale, che è del sistema del mercato, diciamo, che un po' utilizza e mercifica il corpo delle donne e le vuole usare, come dire, per quelli che sono esclusivamente fini di mercato. Ecco, rispetto a tutto questo, ecco, in che modo possiamo un po' approfondirlo, diciamo, questo aspetto? Io volevo fare una digressione prima di rispondere alla tua domanda, perché quello che mi ha sempre colpito della corporeità della madre, del corpo della madre, è proprio questo essere corpo in altro modo. Cioè, in effetti, se voi ci pensate, se noi pensiamo al nostro corpo, no? C'è qualche cosa che ci accomuna tutti gli individui, sia di sesso femminile che sia di sesso maschile. Però, fra l'altro, tema attualissimo, no? Il corpo di queste due atlete, femmine, maschio. Sicuramente c'è qualcosa che ci accomuna. Il corpo è ciò che ci identifica, noi ci riconosciamo attraverso questa identificazione nel corpo, ciò che ci mette in relazione, ciò che ci individua è la separazione tra noi e l'altro, tra noi e ciò che ci circonda. Siamo individui in quanto corpo. C'è un filosofo, Ansionas, che dice: il corpo è il confine tra noi e il mondo. Tant'è vero che in questo confine nessuno può entrare senza la nostra autorizzazione. Pensate alla violenza. Sicuramente voi avrete fatto tantissime cose belle sulla violenza sulle donne, no? Non c'è solo la violenza sulle donne, naturalmente c'è la violenza. La violenza che cosa è? Anche il prendermi così è violenza, se io non lo voglio. Se io non lo voglio, perché il corpo è il confine, nessuno può entrare nel mio corpo. Questo è un altro grande tema bioetico, no? Anche nel fine vita, nessuno può impormi un tubo nel mio corpo se io non lo voglio. Però pensateci un attimo, il corpo della donna,
questo confine lo vive in modo diverso. Noi l'interno e l'esterno lo viviamo in modo diverso. Lo viviamo in modo diverso nella sessualità. Lo viviamo in modo diverso nella procreazione. L'uomo procrea rimanendo all'esterno del suo corpo, dall'esterno del suo corpo. Dona il seme, facile. Se la donna vuole donare gli ovuli, la donatrice, l'altra madre, no, bisogna entrare nel suo corpo e prendere gli ovuli. Per la donna l'interno e l'esterno del corpo sono proprio così nettamente divisi. Pensate a quello che avviene alla donna quando è madre. Ha un corpo dentro il suo corpo. Ecco perché l'aborto è un tema difficilissimo. È un dilemma tremendo tra la libertà della donna, del suo corpo, e la difesa della vita dell'altro corpo, difficilissimo. Io mi ricordo una delle prime cose che ho letto di un filosofo laico intelligentissimo che purtroppo è morto troppo presto perché poteva dare un grandissimo contributo alla bioetica laica, Umberto Scarpelli, che dice: la legge sull'aborto è un male necessario. Ma comunque lasciamo perdere questo discorso che sicuramente voi l'avete trattato molto spesso, però perché vi voglio dire questo? Perché la maternità in sé è un grande enigma, è un grande mistero ed è piena di tante sfaccettature, di luce e di ombre. Anche chi ha un grandissimo desiderio di maternità e arrivato a un certo punto riesce ad avere questo bambino dentro, non è detto che non abbia dei momenti in cui questo bambino, con la nausea, col caldo, o per un motivo di dissapori con il partner, proprio non lo voglia, ma ce l'ha, è dentro il suo corpo. Allora vedete, la maternità, il corpo della madre è veramente un enigma. Ora, che cosa succede con la tecnica, con le tecniche di procreazione? Che la tecnica si appropria di questo corpo della madre, entra in questo corpo della madre e ci entra ancora prima delle tecniche della procreazione, perché pensate che cosa è successo tra noi e le donne prima di noi, e noi abbiamo delle bellissime immagini prima, no? Prima le donne che facevano? Erano incinte, neanche lo sapevano, poi a poco lo sapevano solo loro, perché solo loro lo sentivano, e poi partorivano in casa. Poi è nata la ginecologia e poi è nata il parto in ospedale con l'ostetrico, eccetera, eccetera. Poi è nata che cosa? L'ecografia, questo bambino che si vede. E questo bambino su cui si può decidere se portarlo avanti o meno in base a ciò che si vede. Pensate che rivoluzioni terribili, no? Poi sono arrivate le tecniche contraccettive. Questo corpo che può essere fertile o non fertile se la donna in autonomia decide di renderlo fertile o non fertile, mentre prima non era la donna in autonomia a decidere se renderlo fertile o non fertile. Sì, poteva fare qualcosa, ma molto. E poi le tecniche invece all'opposto. Quindi prima il fatto della contraccezione, grandissima conquista. I miei amici ginecologi mi dicono: voi donne con i vostri movimenti eccetera, senza di noi non facevate niente. No, proprio niente, no. Però sicuramente i metodi contraccettivi hanno dato una grandissima spinta per le donne all'autodeterminazione, alla liberazione da una serie di gravidanze che non volevano. Le nuove tecniche che cosa fanno? Entrano in questo corpo, ne indagano i meccanismi, lo alterano e rendono che cosa? La possibilità veramente di spezzettare la maternità. Noi oggi abbiamo, ha detto molto bene prima di me la nostra Maria,
abbiamo la possibilità di avere 3 madri. La madre che vuole essere madre, che ha questo grandissimo desiderio ma non può. La madre che dà l'ovulo, quindi la donatrice, che è la madre genetica, sarà il suo il patrimonio genetico, e possiamo avere la madre gestante, possiamo avere fuori legge, possiamo avere fuori dall'Italia, in Italia assolutamente no. In Italia la maternità surrogata, anche in quella sentenza che io vi ho citato, si dice, guardate bene, il divieto di maternità surrogata rimane. Però guardate, anche per le coppie omosessuali femminili noi possiamo avere uno spezzettamento della maternità, perché ci può essere anche nelle coppie omosessuali femminili una che mette la ropa, il metodo ropa, una che mette l'ovulo, una che mette l'utero e quindi la gestazione. Che cosa accade? Chi è la madre? Vedete, quando io ero al Comitato Nazionale per la Bioetica, che è stata un'esperienza bellissima della mia vita, grande onore, grande prestigio, ma soprattutto è stata una bellissima esperienza di mettermi in discussione veramente con persone. C'è stato quel caso, non so se voi ve lo ricordate, di due coppie, non si sapevano i nomi, per naturalmente motivi di privacy, che erano andati tutti e due per fare una fecondazione in vitro omologa. Fecondazione in vitro omologa, quindi tutto tranquillo, però che cosa era successo? Che avevano confuso le provette in questo ospedale, era un ospedale romano. Fosse successo qua, Calabria, Sicilia, ci avrebbero detto che non, è ospedale romano. E comunque avevano fatto questo scambio, per cui arrivata a un certo punto la signora, chiamiamola Rossi, era incinta degli embrioni dei signori bianchi. Allora, di chi è? Fra l'altro erano 2 gemelli, di chi erano questi bambini e chi era la madre? Perché c'era lì, senza violazione di legge, per puro caso, una madre che portava avanti e che aveva deciso di portarli avanti in ogni caso, li voleva questi gemelli assolutamente, eccetera, dei figli che non erano suoi e neanche del marito. E dall'altra parte c'erano quei signori bianchi che li volevano questi bambini, ma li volevano subito dopo il parto, chiaramente non è che glieli potevano prendere alla signora Rossi. Allora vedete, questo documento che il Comitato Nazionale per la Bioetica fu investito della questione, ma naturalmente il Comitato Nazionale non si può occupare di quel caso, però si può occupare della questione. Secondo voi di chi erano questi bambini? Se voi foste il Comitato Nazionale per la Bioetica, a chi li dareste questi bambini? Alla mamma che mette gli ovuli, dice la signora, alla madre genetica, alla madre gestante. La signora non si pronuncia. In effetti, ecco, siete stati un ottimo Comitato Nazionale per la Bioetica, perché il Comitato Nazionale per la Bioetica si è diviso. Alcuni erano per la madre gestante, altri erano per la madre genetica, e altri non si pronunciavano e dicevano: beh, sapete che vi dico, facciamo una cosa, che sperimentiamo la plurigenitorialità, ecco, quella plurimaternità di cui parlava Maria, però la plurigenitorialità. Beh, secondo me la plurigenitorialità è molto a rischio, no? E se è così difficile essere genitori in 2, tant'è vero che quando tutto va bene, mio figlio, tuo figlio, eccetera, quando tutto va male, quello è tuo figlio, anche nelle coppie in cui non c'è stato donatore, non c'è stato niente, però è tuo figlio. Se è così difficile essere genitori in 2, in 4 ci si può mettere d'accordo, sembra una riunione di condominio, però devo dirvi che, pur avendo io allora detto che questa cosa della plurigenitorialità non mi stava bene per niente, ho pure fatto una postilla inimicandomi un po' con gli amici del comitato, ora ripensandoci è
E ripensandoci, guardate che la plurigenitorialità in qualche modo è entrata nelle nostre famiglie. Perché? Perché ci sono moltissimi matrimoni che falliscono e poi subentra il secondo matrimonio, e i figli del primo e del secondo matrimonio spesso sono insieme e si crescono insieme. Insomma, la plurigenitorialità forse potrebbe anche funzionare. Nei signori bianchi e rossi non funzionò perché non ci fu l'accordo. Finirono, tanto per dirvi come finisce la storia, finirono al tribunale e la giudice, perché era una donna, questo è molto interessante, disse che la madre genetica gestazionale era la madre. Per la legge italiana è così, la madre è colei che mette al mondo, e il padre era il marito in costanza di matrimonio della madre gestazionale, e quindi i poveri signori bianchi restarono senza figli. Se poi ne hanno avuti altri attraverso altre tecniche non lo so. Però per rispondere alla domanda di Maria, non so se ho risposto bene o male, in effetti la maternità in questo momento è una maternità in grandissima discussione proprio per le tecniche di fecondazione assistita e per questa fantasma che si aggira sulla maternità, che è la maternità surrogata, sulla quale sicuramente il pensiero delle donne si è diviso, perché c'è il rischio. C'è anche un altro fantasma, che è una seduta comunale che sta finendo, perché sicuramente la maternità surrogata a titolo oneroso come donne ci fa problema, ma ci fa problema come società civile, ci fa problema perché il corpo non può essere oggetto di commercio, oggetto di lucro, ecco. E quindi c'è una convenzione, che è la Convenzione Europea sulla bioetica, la Convenzione di Oviedo, che dice che il corpo non può essere oggetto di lucro, assolutamente no, c'è un fatto di dignità del corpo. A maggior ragione il corpo della donna, per il pensiero delle donne, insomma abbiamo combattuto tanto per la dignità del nostro corpo. Altra cosa, secondo me, è molto più delicata e molto più complessa dal punto di vista della bioetica, è la gestazione per altri, laddove la maternità non viene più chiamata surrogata, ma viene chiamata in questo modo perché è senza compenso, è a fini altruistici. E voi dite, ma chi è che è disponibile a mettere il proprio corpo a disposizione per 9 mesi e con un parto? Non dimentichiamocelo il parto, per favore, come donne non possiamo dimenticarcelo, il lavoro del parto. Chi lo fa questo? Ci sono state delle donne che lo hanno fatto, perché ci possono essere delle figlie di madri ancora giovani che rimangono senza la possibilità di utero, ma con la possibilità di ovuli. Ci possono essere delle sorelle, certo già le amiche avrei delle difficoltà a pensarle, ma possiamo pensare anche a una maternità altruistica. Ecco, vedete, sicuramente su questo tipo di gestazione per altri grava il sospetto che laddove effettivamente è ammessa per legge, in Gran Bretagna ad esempio, o in Grecia è ammessa per legge, sotto il rimborso si veicoli altro. Si dica rimborso, si dica gratis, e in effetti gratis non è. Però io dico, dal punto di vista etico, anche dal punto di vista giuridico, noi dobbiamo pronunciarci sulla possibilità che ci sia un atto gratuito di questo tipo. Nel libro io dico, con grandissima sofferenza, secondo me non si può, perché il figlio non può essere donato. Ecco, il mio ragionamento nel 2018 è che il figlio non può essere donato. Oggi devo dirvi che non lo so,
Oggi devo dirvi che non lo so, ma come sta andando indietro questa signora, ha sempre meno certezze, e forse l'età porta a questo, ad avere meno certezze rispetto a prima. E non lo so perché vedo tante coppie omosessuali maschili che hanno grandissimo desiderio di maternità, e penso anche che la maternità per altri potrebbe essere per loro l'unica possibilità. Certo, una possibilità residuale, perché ad esempio nel mondo omosessuale questa tesi della maternità come gestazione per altri non è gradita, perché è una maternità di nicchia, una maternità per pochi, mentre vanno in America, per non dire in India, per non dire in altri paesi come l'Ucraina, dove fino a poco tempo fa tutto questo avveniva. Ecco, laddove c'è sfruttamento del corpo delle donne, laddove c'è povertà delle donne, assolutamente no, ma laddove c'è effettivamente una condivisione di progettualità, e laddove, ecco, nel pensiero delle donne c'è stata una singolare convergenza a prescindere dal fatto se fossero cattoliche o se fossero femministe, di stampo liberale o di stampo marxista o marxiano, che dir si voglia, sul no alla maternità surrogata a titolo oneroso. C'è stata molta divisione sull'altro tipo di maternità, sulla gestazione per altri, e io credo non senza ragione. Forse con due condizioni però che io metterei: il fatto che non ci sia veramente scambio di denaro, ma ancora che non ci sia veramente la logica del contratto. Ecco, il figlio non può essere né l'una né l'altra cosa, né oggetto di un contratto, di una compravendita, né oggetto di vendita o affitto. Queste cose che tu hai detto mi stimolano ad alcune riflessioni che poi in qualche modo ti avevo anticipato nelle nostre chiacchierate. Allora, perché torno a ripetere, la situazione è molto complessa in questi cambiamenti di paradigmi della figura materna, ma anche di quelle che sono un po' il paradigma genitoriale. C'è questo discorso del desiderio. Allora, si muovono tante cose nella realtà, si muovono tante cose anche sul piano, come dire, della narrazione, che contribuiscono in qualche modo a dare interpretazioni, a leggere, ad anticipare o comunque a costruire dei significati partendo da quello che si muove nella realtà, e questo compito ce l'hanno gli scrittori e le scrittrici, e ce li hanno anche i libri che loro scrivono. Allora io mi è venuto in mente, rispetto a questo tema della plurimaternità, del cambiamento di paradigma genitoriale, mi sono venuti in mente due libri e li ho collegati al discorso del desiderio materno, del desiderio di maternità. Allora, questi due libri sono: uno è Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, come dire, che è disegnaposto all'altro, che invece è quel bellissimo libro di Maria Rosa Cutrufelli, L'isola delle madri. Allora, in questo caso in entrambi c'è un discorso di desiderio. Allora, mentre però nel racconto dell'ancella, che è questo racconto distopico che però secondo me non ci vuole molto, io dico che bisogna sempre stare molto attenti, perché come dice lì, basta togliere a una donna il lavoro, basta togliergli il bancomat, il conto corrente, cioè basta delimitargli un po' che non si fa, come dire, non ci vorrebbe niente per ripiombare, no, quello che sembra assurdo in realtà basterebbero davvero poche mosse in un cambiamento, diciamo, uno scenario che oggi ci sembra apocalittico, però in tanti posti del mondo purtroppo la condizione delle donne è ancora così. Ed allora lì il discorso del desiderio, non c'è relazione tra donne, il desiderio è esclusivamente un desiderio di dominio e di oppressione, proprio di stampo patriarcale, con una pratica della procreazione che ci riporta un po' a un richiamo di tipo biblico, voglio dire, no? E che comunque appunto il desiderio femminile, il desiderio di maternità delle donne viene completamente mortificato. Invece in questo bel libro, secondo me, che se qualcuno non l'ha letto io inviterei a leggerlo, allora c'è questo discorso che viene affrontato da un punto di vista originale, perché lì in questo caso non siamo neanche nel campo della procreazione
a titolo gratuito, diciamo solidaristica, ma invece siamo poi nella maternità a titolo, diciamo nella gestazione a titolo oneroso, perché comunque il tutto si svolge nell'ambito di una clinica ambientata in questa terra, diciamo, che non viene nominata, ma questa Isola delle Madri che c'ha la montagna che partorisce fuoco e la Sicilia. E allora c'è una storia in cui c'è una nuova vita che viene alla luce, che cresce, che è la voce narrante di questo libro e che nasce attraverso 3 madri, perché c'è la madre uovo, come viene definita, che è la madre genetica, c'è la madre canguro, che è la madre gestante, e c'è la madre giardiniera, che è quella che poi si assume la responsabilità della cura e di diventare poi la madre che accompagnerà la crescita di questa figlia o di questo figlio nella vita. E allora c'è in questo delinearsi che la scrittrice veramente fa in modo molto efficace, in cui all'interno quindi di una struttura asettica, scientifica, in cui c'è un contratto praticamente tra chi esprime l'intenzione ed è committente, diciamo, di questa nuova vita, ma alla fine questa ragazza, che nel libro è il nome di Nina, viene al mondo attraverso il desiderio di queste 3 madri. Allora queste 3 madri, partendo, e lei lo racconta veramente in maniera molto bella, partendo da un proprio desiderio personale che è iscritto nella propria storia personale e nel proprio, come dire, universo davvero di riferimento, di storie che le hanno attraversate, di sofferenze che le hanno attraversate, si ritrovano dentro di sé questo desiderio di maternità che diventa desiderio di maternità in relazione. Allora, era un po' questa la domanda, quindi, può questo desiderio materno anche nella plurimaternità, se è un desiderio che non viene buttato addosso alle donne, che non viene obbligato, no? Che non sono loro obbligate a farlo, ma diventa un discorso, perché in questo libro, nonostante appunto dico è la clinica, quello che i contesti in cui questo si svolge, queste madri mettono questo desiderio di maternità in relazione e lo fanno per questa donna che e la cosa proprio interessante del libro è che questa sterilità, che è degli uomini e delle donne, non è solo delle donne, è legata al cambiamento del clima ambientale, quindi lì c'è anche il discorso veramente del cambiamento climatico terribile e della distruzione che si sta portando al mondo, e alla generatività che non è solo umana ma è di tutto il mondo, diciamo, e di tutti quelli che sono i suoi aspetti. Ecco, e io vi volevo leggere proprio le ultime parole di questa ragazza nei suoi 18 anni, e lei dice: è così, dopo l'intervento di 3 giudici, perché poi la sua madre intenzionale muore e quindi bisogna che ci sia una nuova madre, che poi è la madre che ha avuto l'idea, il progetto di questa nuova vita, che diventerà poi la sua madre, diciamo, giardiniera. E così, dopo l'intervento di 3 giudici, 4 uffici governativi e 2 istituti d'adozione, sono entrata nella sua casa, che è la casa appunto di questa madre intenzionale. Però non ho fatto il mio ingresso a mani vuote, portavo con me il suono delle ciabatte di Mariama, che è la madre gestante, la culla di Caterina, la madre genetica, e il nome scelto da Livia, la madre intenzionale, Nina. Ed è con questo nome e con questo corredo che sono diventata la figlia di Sara. La Repubblica delle Madri a suo modo ha funzionato. Allora io mi sono un po', mettendo insieme queste cose, mi sono chiesta, proprio perché tu dici, ed hai ragione, pienamente ragione, bisogna stare attenti a che questo discorso non passi sul corpo delle donne, ma non passi sulla soggettività delle donne, che le donne riescono litigando, voglio dire, confrontandosi anche in maniera dura così, ma che riescono a trovare noi parole per dirle queste cose, per dire come possiamo in questo cambiamento che comunque non si può arrestare, come possiamo declinarlo, questo nuovo desiderio di maternità che non è più che rimane per molti e molte un discorso di all'interno delle relazioni, voglio dire, duali in cui sono, ma per molti invece diventa proprio per quella, come dire, che non è un diritto ma è un desiderio, insomma, che comunque vuole essere ascoltato e vuole essere riconosciuto. Allora può essere questa la via di questo, come dire, desiderio di maternità che passa all'interno della relazione tra le madri, no? Che è un po' questo discorso di famiglia allargata che tu dicevi.
E se le parole le scriviamo noi, e in che modo le donne possiamo scriverle queste parole per cui non passino sul nostro corpo, non passino su di noi, ma diventano una nuova etica della maternità, una bioetica della maternità diversa di quella che appunto, come dicevi tu, non ci sta bene? Ma io pensavo, ascoltandoti, che in effetti questa maternità allargata forse c'è sempre stata, perché in effetti le madri hanno sempre avuto bisogno, accanto a loro, di altre figure materne o paramaterne, no? Pensate alle nonne, pensate alle balie, pensate alle zie, pensate a questa figura della doula, così come la descrive Sara Radic, cioè quella donna che accompagna la madre durante il primo periodo, il periodo più difficile in cui si trova con questo bambino in braccio, no? Per cui questa idea della plurimaternità in effetti esce fuori anche dal corpo delle donne, no? Esce fuori anche dalla singolarità del corpo delle donne, ma forse esce fuori proprio perché la maternità è relazione, è dentro di sé relazione. Il corpo della madre è dentro di sé relazione. Io volevo ritornare dietro ancora una volta a quell'idea di questo corpo che non è proprio un confine chiuso, è un confine aperto e che rende conto anche di quello che è al fondo del pensiero delle donne. Cosa facciamo noi quando cerchiamo di portare avanti la nostra differenza di donne nel mondo, se ci riusciamo? Cerchiamo di mettere l'accento sull'importanza delle relazioni umane, sulla relazione di cura sicuramente, ma in generale sulla relazione. Cerchiamo di dire guardate, non c'è solo l'autonomia, l'autodeterminazione, la giustizia, ma la cosa importante sono le buone relazioni fra di noi. Allora secondo me questo fatto della plurimaternità passa da qui e passa da questo nostro essere donne come esseri differenti, è in qualche modo iscritta nella differenza. Certo, si tratta di pensare la maternità in altro modo, e qua io dico forse la maternità spesso è stata pensata anche con la chiave del possesso. Mio figlio, l'ho partorito io, tu sei mio figlio. Pensate, io sono siciliana e proprio mi sento siciliana, quando sono all'estero dico io sono siciliana, non dico sono italiana. Forse è discutibile la cosa, ma io dico così. Però le madri siciliane, ragazzi, pesantissime a partire da me, perché mio figlio è il senso del possesso, ma è un modo sbagliato di intendere la maternità. L'etica della maternità è etica della relazione, è etica dell'attesa, è l'etica che sostiene il figlio, mette al mondo il figlio, lo mette al mondo e lo fa andare per il mondo, e quindi è di fatto una etica aperta alla plurimaternità. Non è un'etica chiusa l'etica della maternità, e neanche la bioetica della maternità è una bioetica chiusa. Certo, bisogna intenderlo nel senso delle buone relazioni. Le buone relazioni sono relazioni in cui non c'è il senso né del possesso, né della rivalità, né della gelosia, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto quello che purtroppo c'è ancora oggi nelle nostre famiglie, anche se non ci sono tecniche di fecondazione di mezzo. Allora, io vorrei dare la parola a voi del pubblico. Penso che ci sarà sicuramente qualcuno che vorrà fare qualche osservazione e qualche domanda alla professoressa Genzabella Furnari, quindi vi invito a prendere parola. È difficile, ovviamente, come diceva lei, perché un figlio lo possediamo, lo diamo al mondo, ma rimane sempre una relazione, un legame indissolubile. Almeno questo è quanto avvertiamo. Ovviamente occorrerebbe una riconversione mentale, ma anche emozionale.
ed è estremamente difficile questo, dover condividere con le relazioni, dato l'esempio che ha portato Maria adesso delle 3 madri, è molto difficile dividere in questa relazione un unico figlio nella relazione. Cioè, io lo trovo, non è possibile, ma per ora inconcepibile, perché sinceramente c'è questa relazione stretta proprio del corpo, quella relazione che abbiamo avuto già nel corpo, come lei dice, il corpo con il corpo, e donarlo poi ad altri è forse un'operazione difficile. Ha detto una cosa, ha 2 parole fondamentali. Una, legame. Tra la madre e il figlio c'è un legame che dura sempre. Tra la madre, il padre, il figlio. Un legame che dura sempre. Tant'è vero che poi ci si può dividere, eccetera, ma i figli rimangono i nostri figli. Però legame che si può condividere o no, questo è il problema, no? Cioè, perché il fatto che ci sia il legame sicuramente, anzi la storia della maternità surrogata, così come la leggiamo in letteratura, no? Comincia da una storia di una signora americana che aveva già 3 figli. Una coppia le chiede se vuole portare avanti un figlio loro, perché loro non possono, e lei dice di sì, anche se non era poverissima, ma dice di sì perché pensa che così guadagnerà e porterà a casa per i suoi 3 figli una certa cifra considerevole, eccetera. Poi nasce questa bambina, Mary, e lei non se la sente più di dargliela. Non soltanto non se la sente lei, ma il marito condivide la sua scelta e non riescono a dargliela. La coppia si compenetra di questa difficoltà e dice va bene, te la lasciamo per il periodo dell'allattamento, perché sapete c'è anche ancora peggio, e infatti dopo l'allattamento fuggono marito e moglie con la bambina. E c'è una grande causa su questo, e il primo giudice dice no, guarda, tu la devi dare, il secondo giudice dice no, tu non la devi dare, per dire siamo nell'America degli anni 70, ora sembra una storia, e lei è madre da tutti i punti di vista, perché ancora si facevano le maternità surrogate con l'inseminazione, quindi non è che c'era l'ovulo, ora si fanno con la donatrice, proprio per cercare di instillare nella madre surrogata l'idea che il figlio non sia suo, anzi si fa proprio un lavaggio del cervello a queste donne. Guardate che il figlio non è vostro, tant'è vero che l'avete avuto attraverso una donazione di un ovulo, non ha il vostro patrimonio genetico, però c'è sempre il passaggio del corpo. Allora il problema qual è? In questo passaggio del corpo, noi donne che mettiamo al mondo, questo figlio lo sentiamo nostro e solo nostro. Vedete, qua c'è proprio la maternità. Nell'etica della maternità, cosa si dice? Ad esempio c'è un bel libro di Sarah Radich, che ormai di tanti anni fa, però sul pensiero materno, si dice che in effetti la madre, la vera madre, è sempre madre adottiva, dice Sarah Radich, perché non è la madre che mette al mondo, ma è la madre che l'adotta nel momento in cui nasce al mondo. Questo perché lo dice Sarah Radich? Per cercare di fare vedere che il problema è proprio il rapporto di cura che si ha col bambino. Questo rapporto di cura però può essere condiviso. Sì. Vedete, qua c'è un passaggio importante dal corpo della madre alla cura della madre, e la cura della madre come maternità, come essenza della maternità. E guardate qua il discorso è molto interessante per il pensiero delle donne, perché la maternità può essere anche un pensiero divisivo.
In tanti modi può essere divisivo, può essere anche divisivo nel modo peggiore, secondo me, tra donne che hanno sperimentato la maternità e donne che non l'hanno sperimentata. E questo secondo me è forse la cosa peggiore, perché io credo che ci siano tanti modi di sperimentare la maternità, sì, che non è solo la maternità corporea, ma è la maternità di cura. Certo. Ci sono splendide madri nella storia di ognuno di noi che non sono la nostra madre, non sono mia madre, ma sono madri simboliche, no? Ognuno di noi penso che, pensando alla sua esperienza, pensa anche a loro come madri. Certo. Ecco, quello può essere condiviso. Allora il passaggio potrebbe essere, per la plurigenitorialità, per la plurimaternità, passare da questo legame corporeo possessivo al legame corporeo come ospitalità, attesa, lasciare andare, sì, mettere al mondo e condividere la cura. Sì, benissimo. Ma questo avviene che ognuno di noi ha avuto una madre naturale, biologica, e anche una madre simbolica, che può essere un insegnante, può essere una zia, può essere chiunque in questo caso. Esatto. E a volte queste madri ideali sono state anche delle madri in qualche modo importanti, di riferimento forte, sì, no? Per la nostra educazione, per il nostro vissuto, per la nostra esperienza. E quindi ogni donna dentro di sé, secondo me, ha questa vocazione al prendersi cura dell'altro, e ogni donna in qualche modo è madre. Che poi lo diventi fisicamente, i figli suoi di carne e di ossa o no, però ogni donna ha questa potenzialità dentro, ecco, che è una potenzialità soprattutto oblativa, ecco, più che possessiva. Potenzialità. Mi piace quello che lei ha detto, maternità in potenza, perché spesso può accadere che si diventa madre ma si senta questa maternità nella cura, cioè allevandolo, mentre se uno non sempre ha il desiderio di maternità, può essere diventata madre senza averne il desiderio, però diventa madre durante la cura, cioè durante l'educazione, l'allevamento, la crescita. Sì, sicuramente. Ci sono altre domande o altre esperienze? A me piacerebbe sentire qualcuno che dice: ma signora, ha sbagliato tutto, la mia esperienza dice il contrario di quello che dice lei. Ce ne sono altre domande? Volevo solo fare una considerazione, cioè mi pare che la mentalità comune stia cambiando inevitabilmente, siamo tutti influenzati da quello che impariamo, specialmente in questi ultimi anni, no? Chi avrebbe mai pensato, io tanti anni fa non avrei mai pensato al desiderio di paternità o di paternità delle coppie omogenitoriali, per esempio. E mi sono molto meravigliata del fatto che alcuni conoscenti con figli già grandi hanno preso in affido un bambino e subito si è creato un legame così grande con questo bambino che tremavano all'idea di poterlo perdere. Poi le cose sono andate bene per loro, forse meno bene per il bambino, perché evidentemente l'affido si è trasformato in adozione, o forse no. Comunque ecco, sto scoprendo intorno a me tante persone che in effetti sentono forte il desiderio di paternità, di maternità, a prescindere dal fatto se abbiano avuto o meno dei figli, con tutte le difficoltà che comportano, insomma. Quindi non lo so, è in atto un cambiamento credo epocale, e di fronte a questi temi certo siamo in difficoltà, perché dobbiamo riflettere, dobbiamo metabolizzare tutto quello che stiamo dicendo questa sera. Ecco, solo questa considerazione volevo fare. Condivido assolutamente. Infatti vi ho detto che molte delle idee che esprimo in questo libro in qualche modo le ripenserei e le scriverei in altro modo. 6 anni
in questi tempi sono tanti. Ho trovato molto interessante questo, mi viene da dire, questo ampliamento, no? Del concetto della maternità, che io avevo sempre vissuto in modo più ristretto, proprio più ristretto. Poi le cose che mi venivano da considerare, queste le madri di latte, no? Non so se lei sa questa cosa, che le donne una volta che non avevano latte facevano poi allattare questi figli dalle altre, dalla zia, quindi c'era questa storia, ecco, delle più madri, forse è una cosa poi veramente antica, no? E poi invece l'altra cosa che mi veniva in mente nella mia esperienza di lavoro, che le adozioni fallite anche, no? Cioè quanti ragazzi che poi, io ho lavorato in psichiatria molto, no? Per cui poi ho verificato quante poi queste storie di mamme, di genitori che adottavano questi figli poi finivano male, no? Perché questi ragazzi diventavano problematici, anche questo mi chiedevo, lì forse poi non c'era la cura. A un certo punto queste mamme volevano proprio liberarsi di questi figli che, essendo problematici, erano diventati un peso per loro, no? Poi non erano neanche i loro, ecco, non le aveva neanche partorito lei, questa donna, per cui poi assistevo a queste cose molto dolorose, no? Di questi ragazzini che venivano quasi allontanati, no? Pensavo quest'altra cosa. Sì, quello che dice lei, due cose, il fatto delle madri di latte o le balie, è molto studiato in bioetica a proposito della maternità surrogata. Si dice, ma a proposito dell'allargamento della maternità, no? Ma perché non si potrebbe pensare a un circuito più ampio, per cui la madre surrogata, chiamiamola ancora così, anche se veramente il termine è proprio brutto, no? Sa di surrogato, di qualche cosa, non di una persona, potrebbe restare nel circuito della maternità, nel circuito delle relazioni familiari, così come restava la madre di latte. Ci sono storie di adozioni molto tristi, manca la cura, ma ogni caso poi è un caso a sé, è un caso difficile. Ci sono anche storie di adozione splendide. Certo, quello su cui dovremmo veramente lavorare in Italia è una legge sull'adozione che funzioni bene, perché ci sono tante coppie che ricorrono alla fecondazione in vitro, anche a maternità surrogata in casi estremi, guardate, la maternità surrogata è sono coppie eterosessuali, di donne che purtroppo non possono portare avanti gravidanza perché non possono più, e ricorrerebbero volentieri all'adozione se la legge non fosse così difficile da applicare, che poi dopo tante difficoltà fallisca. E bisogna vedere a che età arrivano questi ragazzini anche, no? Perché sono problematici, ma da che cosa passano? Quindi una legge che funzioni meglio, una legge che si allarghi, ad esempio anche sulle coppie, ci sarebbero tante coppie omosessuali che sarebbero felicissime di adottare senza arrivare a tutte le cose cui devono sottoporsi Quindi l'adozione dovrebbe essere, secondo me, un percorso facilitato e attenzionato dal punto di vista psicologico, non solo nel momento in cui vengono scrutinati in modo ferreo, ma dopo, nell'accompagnamento, che a volte c'è, a volte non c'è. Io volevo partire da un'esperienza personale, cioè dal fatto che per diversi anni non volevo figli, adesso ne ho 5 e fino a 37 non ne avevo, poi sono venuti non voluti o voluti, o anche desiderati, meno desiderati, ma non era di tanto di questo che volevo parlare, tanto quanto del ripensamento che più volte è anche venuto fuori nella sua discussione. Cioè a una certa età pensiamo in un modo, ad un'altra età ne pensiamo in un altro e poi ci ripensiamo ancora e continuiamo a cambiare. E questo per introdurre il tema del social freezing, che è un altro argomento delicato, e quantomeno perché è legato a un aspetto economico, cioè lo può fare soltanto chi ha un potenziale economico per mettere da parte questi ovuli.
Questo perché appunto oggi non posso, non voglio, non sono nelle condizioni di avere un figlio, ma domani potrei, vorrei, cambio punto di vista. Ecco, volevo condividere con voi il tema del ripensamento. Sì, grazie. Ecco, di questo parlo nel libro, anche perché in quel momento avevamo in corso un progetto, un lavoro del comitato che poi non abbiamo fatto perché ci sono stati degli ostacoli proprio sul social freezing, perché in effetti le donne oggi arrivano alla maternità tardi, sempre più tardi. Perché? Perché si realizzano nel lavoro, ma per realizzarsi nel lavoro, ragazzi, ai 40 anni si arriva ai 40 anni, e ai 40 anni le possibilità di diventare madre si assottigliano moltissimo, mentre lei si è potuto permettere di arrivare a 37 anni e cominciare la storia della paternità e arrivare a 5 figli, e io le faccio gli auguri più grandi e i complimenti, e per la donna già a 37 anni e comincia un periodo già difficile, per cui le donne possono avere questa, diciamo, via del ripensamento congelando gli ovuli. Certo, secondo me sarebbe giusto, mentre allo stato attuale è possibile solo per le donne che hanno delle patologie. Cioè se una donna ha un problema per cui si devono poi asportare le ovaie, allora sì. Se invece sei sana, e quindi il social freezing invece è per motivi sociali, quindi per motivi lavorativi, io voglio fare, mi voglio realizzare e per ora non posso pensare alla maternità. In alcuni casi, ad esempio, proprio non posso, se sono una ballerina, se sono un atleta, in altri certo avrei delle difficoltà. E in ogni caso dovrebbe essere qua veramente un'autonomia della donna, un'autodeterminazione della donna, e dovrebbe essere una cosa da sostenere tra i diritti delle donne, il social freezing, a mio avviso. Ci sarebbero però delle difficoltà poi. In che senso? Fino a che punto si può rimandare la maternità? Perché è chiaro che l'ovulo, l'ovulo giovane attecchisce meglio e cose del genere, però la maternità ha anche dei suoi tempi per la gravidanza, per l'allattamento, per il portare avanti, e non ultimo per il fatto che il figlio deve avere una madre abbastanza giovane per curarlo, per prendersene cura. Però in linea generale lei ha ragione, questo è un tema che si dovrebbe portare all'attenzione, sono assolutamente d'accordo, e anzi come donne dovremmo farcene carico, anche come associazionismo. Anche volevo porre l'ultima domanda alla professoressa, cercando anche ad Anna, Marianna, cercando anche in qualche modo di riparare, tra virgolette, anche scherzando, al fatto che invece che l'ultimo libro sull'etica della cura ho preferito questo qui sulla bioetica della maternità, e di creare un ponte tra questo libro e quell'altro, che chissà magari possiamo rivederci invece e continuare questo discorso. E quindi la domanda perché tu mi hai scritto, ci potrebbe essere, mandandomi il PDF, che c'è comunque un collegamento tra l'uno e l'altro, c'è una continuità, e allora quindi in qualche modo se ci dici qual è la continuità, il collegamento tra la bioetica della maternità e questo discorso dell'etica della cura. Grazie. Che per me sostanzialmente la maternità è cura, e quindi questa bioetica della maternità, che allora nel 2018 era proprio in embrione, io ho cercato poi di svilupparla come bioetica della cura. Naturalmente una bioetica della cura, perché di bioetica della cura si parla in tanti modi, io cerco di portare avanti un mio discorso attraverso un bioeticista molto importante che è scomparso nel 2023, che prima era molto noto in Italia ma anche all'estero, ora è nel dimenticatoio, Warren Reich. Prendo spunto da lui e poi cerco di teorizzarlo un po' di più, ma comunque in due parole la bioetica della cura vuole mettere l'accento sulle relazioni, e quindi è una bioetica un poco diversa da quella che voi leggete sui giornali e nel dibattito
televisivo, mass mediale, per cui si dice eutanasia sì, eutanasia no, fecondazione in vitro eterologa per le donne omosessuali sì e invece no. La bioetica della cura sposta l'accento sul contesto di relazioni che si muove dietro tutte le questioni di inizio vita e di fine vita, cercando di portare avanti una bioetica della prossimità che accompagni chi vive questi problemi, perché guardate, sono questioni estremamente private. Io su questo vorrei chiudere, perché come donne noi abbiamo fatto un percorso che è il percorso dal privato al pubblico, cercando di fare vedere come ciò che avveniva nel privato aveva in effetti un'importanza pubblica e ciò che avveniva nel pubblico aveva un'importanza nel privato. Se c'era una violenza nella famiglia, non doveva restare dentro la famiglia nel nascondimento del privato, ma doveva essere denunciata nel pubblico. Se c'era una carenza nel pubblico perché la donna non poteva fare questo e non poteva fare quell'altro, pensate, fino al 60 neanche il magistrato poteva fare la donna, che non era una cosa onerosa dal punto di vista fisico, ma era dal punto di vista del prestigio e dell'importanza della ragione importante. E questo entrava nel privato perché era quella donna che voleva fare quella cosa e non poteva farla. Ora la bioetica si muove tra il privato e il pubblico, perché tutte queste questioni che abbiamo trattato, ma che cosa c'è di più privato del desiderio di un figlio e della maternità? Però quando noi ci pronunciamo su queste cose e ci pronunciamo come società, noi cerchiamo delle norme, cerchiamo delle leggi che poi hanno importanza per la società, nel pubblico, si trasforma lo statuto della famiglia. E che cosa c'è di più privato della fine della vita? Che cosa c'è di più privato di una persona che sta morendo con dolori terribili e noi la dobbiamo aiutare? Ma se noi ci pronunciamo sul sì o sul no, tutto questo ha incidenza nel pubblico. Allora vedete, la bioetica della cura che vuole fare risolvere tutto? No, non si può risolvere tutto, ma sicuramente vuole lavorare sul tessuto delle relazioni umane che c'è dietro queste grandi questioni, che è un tessuto privato, relazioni interpersonali, relazioni familiari, le relazioni di adozioni fallite di cui si parlava prima, ma sono anche relazioni sociali, relazioni socio-economiche, relazioni di povertà, relazioni di abbandono, relazioni di carenze, e noi nel nostro sud, nella nostra Calabria, nella nostra Sicilia ne sappiamo tante. Per chiudere questo incontro, io penso che sia stato molto interessante. Sicuramente abbiamo un po' affrontato tante questioni, molte altre sarebbero da approfondire, però speriamo di continuare a farlo. E rimane per me questa grossa risonanza della parola relazione, che per noi è fondamentale, perché tutta la nostra politica si basa sulla pratica della relazione, e quindi, come dire, la nostra ricchezza, il nostro patrimonio interessa appunto non soltanto la dimensione per cui la intendiamo noi, e comunque per noi è relazione politica, nel senso che è relazione trasformativa e riguarda tutta la società, tutti i suoi aspetti, e quindi anche quelli che abbiamo detto, che siano le relazioni all'interno del desiderio materno, del desiderio di genitorialità tradizionale o nuova che sia, che abbia a che fare con i confini della vita, voglio dire, con tutto quello che comunque ci circonda. Allora sicuramente su questo discorso della relazione continueremo a lavorare, ad approfondirla ed a praticarla soprattutto, perché per noi è importante, sarebbe importante, come dire, che nutriamo, no? Le teorizzazioni, le cose che leggiamo, le cose su cui discutiamo, che sappiamo poi tradurla in un'etica della relazione tra noi e di prossimità, perché c'è la prossimità rispetto alle persone che curiamo, diciamo, a cui stiamo vicine per necessità, per cosa,
però anche le persone che siamo in relazione di prossimità nei luoghi in cui agiamo, nei contesti in cui viviamo, che siano appunto la biblioteca, che siano il condominio, che siano la nostra famiglia, che siano l'associazione X, che ci sia un'etica, che lì c'è un'etica delle relazioni, che è importante che, come dire, la teniamo in coerenza con quelle che sono le nostre poi anche teorizzazioni, no? Come dire, teorizzazioni e buone pratiche, insomma io credo che questo sia qualcosa che ci deve interrogare e ci deve impegnare quotidianamente. Restiamo con l'impegno, che è una discussione che speriamo di avere la possibilità di continuare, magari anche con l'altro testo, vediamo. Intanto grazie e grazie a tutte voi che avete partecipato. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Io sono Sara Rotello. Stasera vi faremo sentire un po' di musica insieme al mio amico e collega Giovanni Nicotera al pianoforte. E faremo un repertorio prevalentemente jazzistico, però insomma inseriremo all'interno di questo repertorio una serie di pezzi, tra cui questo, il primo che faremo, sia in lingua italiana sia comunque appartenente ad un altro repertorio, che può essere il repertorio soul, non mi sbilancerei a dire pop, però non solo jazz. Questo primo pezzo lo conoscete tutti, credo, e si chiama Estate. Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci donava, gli splendidi tramonti che creava. Adesso brucia solo con furore. Tornerò un altro inverno, cadranno 1000 petali di rose, la neve coprirà tutte le cose e il cuore un po' di pace troverà. Il premio Nio PC Logistica dei Trapianti a Firenze al concorso internazionale di poesia I tuoi occhi senza di me. È il premio speciale della giuria Trieste per la lirica Io e un altro. Inoltre è stata insignita del titolo di Alfiere dell'Arte e della Poesia dall'Accademia dei Bronzi nel 2020. Da appassionata lettrice ha creato e gestisce dal 2010 la pagina Facebook Voce del Verbo Leggere. Adesso legge una poesia dal titolo Io e un altro. Siamo figli del mare, echi lontani d'una guerra infinita, mietitrice d'orrori, vestita d'acqua salata, coi cuori a modi galleggianti in cerca di sorrisi. I nostri piedi inzuppati come scie d'orizzonte a rimembrare l'umanità dispersa. Tra i palpitare di onde e l'aria salmastra ho incontrato me stessa. Ero il pescatore e le sue reti, il gabbiano in attesa di spiccare il volo.
lo scorpano sguazzante nell'acqua salata, un'ostrica che conserva una perla. Nel fruscio degli alberi e nei riflessi di luce ho rivisto me stessa. Ero il pettirosso rientrato nel nido, l'aquila in cerca di riparo, il risveglio della chiocciola, il riccio che s'apre alla notte. Nel blu delle pareti tra cartelli e lette sospesi ho scoperto me stessa. Ero il medico in lotta contro il tempo, il paziente che si rialza. Ho frammentato l'anima in volti e cose e ho rivisto sempre me stessa.